Buon compleanno a me, buon compleanno a me, buon compleanno e che paura. What the fuck? Partire nessuno. Sicuro, sono sicuro. Il Sagittario è proprio il segno migliore di tutto lo scudetto. Allora, a Bacchia di Leopardo ci siamo, e meno male, e che bellezza, e che partita interessante anche da sviluppare come racconto, perché è il Napoli che attacca, che tiene il pallone, come avevamo chiesto a Conte, attaccala la Roma perché sono in difficoltà, quindi la devi attaccare. E il Napoli l'ha attaccata per tutto il primo tempo, proprio cross sbagliati, siamo un pochino spuntati. Però come atteggiamento io ero molto contento del fatto che mettevamo gente in aria, avevamo il pallino del gioco, che bellezza. Poi facciamo il gol, una paura. Dobbiamo bilanciare, capire la disperazione della Roma, si prendono il pallone, ti costringono a stare più basso, sei tu che ti abbassi perché hai paura di prendere l'imbucata. Bisogna trovare un equilibrio tra queste due cose, perché poi è un peccato, è un peccato anche per la Roma. Cioè, questo discorso che adesso noi facciamo per il Napoli si può estendere anche alla Roma, perché dice la Roma, vedi, ce le hai le possibilità per renderti pericolosa, per avere tu il pallino del gioco. Ci hanno aspettato troppo, ma la Roma in questo momento c'ha questa annata qua, quindi non si possono più salvare. Noi stiamo facendo un altro tipo di campionato e quindi vale la pena di raccontarlo e di capire i margini di miglioramento. Francesco Miami Azzurra, auguri Brodem, grazie amico mio. Grazie a tutti, volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri anche in privato, sotto le live, sotto i video, siete la mia famiglia allargata. Date i like. Sapete che se io premo una cosa così, lasciate il like, volete lasciare il like, se non lasciate il like, io clicco un'altra volta, lasciate il like, c'è questo pollicione. Allora, lasciate i like. Che bello. Allora, che bello sempre perché arrivano i 3 punti così, però diciamo, ma la paura è perché sei tifoso e perché lanciano questa pallaccia là dietro e così. Proprio Lukaku, anche con una volta, la simulazione sui football è stata profetica, perché poi quel 2-2 non conta perché sbaglio io, un po' di ansia nel finale. Ansia che non ha avuto Di Lorenzo. Voglio sottolineare subito la prestazione di Di Lorenzo. Giuseppe Gaeta bentornato tra tutte le altre cose, c'è sempre da 36 mesi. Ciao Valeria Auguloni, saluti da Vegas, pure ti devo venire a trovare un giorno. E anche Claudia, Ari auguri in questa casa bolognese TVB, alla grande. Quindi volevo sottolineare la calma di Di Lorenzo, perché oltre a quel bellissimo assist che fa, il lancio di Kvara bellissimo, lui fa uno stop di petto meraviglioso, l'assist per Lukaku molto bene, ma la calma che ha tenuto insieme a Lobotka nei momenti finali dove stavamo tutti nel concitamento eccetera eccetera, chi ha mantenuto la calma specialmente è stato Di Lorenzo. In un paio di volte, invece di buttarla in avanti, stop di petto, invece di questi colpi di testa un pochino ignoranti a caso, stop di petto, si guarda intorno e la passa come Lobotka. Quindi Lobotka, grande ritorno. E poi possiamo parlare specificamente di tutte le prestazioni singole, perché McTominay mi è piaciuto di più Anghissà rispetto a McTominay, Anghissà poi distrutto alla fine,
ma che sa più continuo nella partita. Quindi anche su McTominay dobbiamo raccontarcela bene. Posso dire, al di là della vittoria che è buonissima, al di là del gol, se ci fosse Osi quest'anno forse sarebbe scudetto. Non lo sai, Christian, l'Osimhen dello scudetto senza dubbio, quello era un giocatore pazzesco, affamato. Quello Osimhen lì, se non è affamato, cioè se lui riteneva ovviamente di aver concluso la sua situazione col Napoli, la sua avventura a Napoli, non avrebbe fatto quello che ha fatto nell'anno dello scudetto, perché Osimhen è tutta fame, è tutta bestialità, nel senso di fisicità, di aggressione. È chiaro che se fai il paragone tra Lukaku e Osimhen, Lukaku perde sempre, però un'altra zampata ce l'ha messa e teniamocela, perché ve l'ho detto, se ne fa 4 più 4 più 4, 12 più 12 assist, cioè un contributo al gol di 24 volte, io me lo tengo stretto anche Lukaku. Allora, piccolo regalo, vola a New York e di corto muso avanti alla grandissima. Grazie mille Claudia, grazie mille Gennaro. Oh, come siete bellini, mi state facendo dire proprio i regali di compleanno, siete spettacolari, grazie infinite. Ma voglio leggere il più messaggi possibili, proprio perché dopo magari apriamo anche la live, volete entrare, volete bervi una cosa con me, apriamo la live a tutti e vediamo un pochino. Se non conoscessi Conte direi che giochiamo male, ma non è così, è voluta la sofferenza ordinata da Conte. Ordinare la sofferenza a nessuno al mondo, Luigi, non ti ordina di soffrire, ti ordina di stare attento sicuramente. Poi soffri se ti abbassi troppo e dai la palla agli avversari, è normale che soffri tu tifoso, soffre la squadra, così, ma non c'è nessun allenatore al mondo che ti obbliga a soffrire, no, ti obbliga a stare più attento ed evidentemente passa anche un messaggio di prudenza. Grazie Emanuele. Grazie Antonio, anche Valentina, ottima partita di Olivera, vero, ho fatto gli applausi, mi sono scappellato, cioè mi sono tolto il cappello nella reaction che vedrete più tardi o domani, perché Olivera è in gran crescita. E qua ci aggiungo anche il tema a me caro delle partite internazionali, in questo caso Olivera con la sua nazionale. Nel mio discorso di principio, avere anche l'Europa, cioè avere anche altre opportunità di giocare, alle volte ti può dare anche quella fiducia in più. Olivera è uno di quelli che sta veramente performando alla grande anche nella sua nazionale, torna un po' stanco ma torna con grande fiducia, quindi il fatto di non giocare la Coppa, anche quello potrebbe essere un momento in cui tu guadagni fiducia, guadagni esperienza, fai un'altra azione bella. Quindi comunque molto molto bene Olivera. Grandi Lorenzo entrambe le fasi. Mo ci subiamo la narrativa su Lukaku per una palla buona toccata. Vi recupero 5, forse riesco a salvare la relazione. Già, perché sennò poi la Roma col romanista sarebbe stato difficile. Grazie Mario, che buongiorno auguroni, grazie mille Mario, buongiorno. Tra l'altro, oltre a essere una bellissima giornata perché abbiamo vinto, buongiorno anche lì, partitone. Dobvik se lo perde McTominay su quel calcio piazzato che porta poi alla traversa. Per il resto l'hanno controllato abbastanza bene. Insieme a buongiorno mi va di sottolineare anche la buona, molto buona partita di Rachmani. Ancora tanti auguri, vittoria fondamentale dopo i risultati delle altre, proprio vero Domenico, siamo lì, sarebbe meglio chiudere prima le partite, si soffre troppo, esatto, se tu riesci a fare quel secondo gol, io a metà lo capisco, nel senso che se stanno arrivando i risultati così, come fai a chiedere, ti devi sbilanciare e chiudere la partita, devi trovare un modo per continuare a essere pressante, continuare a avere attack momentum senza sbilanciarti, e secondo me si può fare. Poi accettiamo che magari non è ancora tutto perfetto e questi famosi margini di miglioramento che stiamo auspicando, può essere che ci vuole qualcos'altro, ci vuole ancora un po' di tempo, ci vuole concludere questa annata, mettere delle certezze all'interno di queste teste e poi migliorarle anche con un ulteriore mercato. Vediamo. E anche Peppe di Palma, Neres a destra sì, attacco tutto mancino non mi piace.
Un abbraccio Peppino. Sì, Neres a destra. E Neres io me l'ero chiamata, lo vedrete in reaction, che sbaglia 2 palle Kvara dopo aver fatto secondo me un grandissimo primo tempo dove tutto passa da lui, pericoli costanti. Peccato quel colpo di testa all'inizio, doveva incrociare proprio all'inizio, perché il Napoli preme molto sull'inizio partita. Peccato lì, poi sbaglia 2 palloni sanguinosi Kvara e la sua partita finisce. Ecco perché poi esce anche contrariato, perché esce su quei 2 errori, e tu quando hai fatto 2 errori è chiaro che vorresti poi fare una giocata decisiva, così lasci con un buon ricordo. Però me l'ero letta, l'avevo capita che nel momento in cui Kvara stava così, oh vedi, no, c'è Diego, you wanna show that to the world? I can show it to the world. Devo cucinare, vedi, Alessandro deve cucinare mentre mia moglie vedi quanto è bello. Questi però io avessi mangiare perché gli orari quelli sono, non è che poi, però vedi, sto dando priorità alla live perché era importante farlo. Quindi Kvara Neres era letto, era perché proprio come caratteristiche, poi anche io vorrei vedere Neres a destra insieme a Kvara, lo sapete benissimo, Popolo Italiano si è fatto il cuore così, come al solito, e poi Mazzocchi perché la paura. 90 punti, Alessandro, devo cucinare, la live la vedo dopo, non mancare mai, recupera, lascia il like se no ti dimentichi e poi puoi recuperare la live. Ho messo la live mentre cucino, bravi ragazzi, faccio giusto un assaggio, poi magari ascolto i vocali perché in modo tale che molto pepe. Scusate, e poi se si fa freddo è un peccato. Buonissimo, Barbie, that's so good, you killed it. Ok, e Raspadori che fa? Raspadori non era proprio parte della partita. Auguri Davide, cioè auguri Vale, grazie Davide. No, non li spendo, non si permetterebbe mai, no? Ma che lei italiana è più italiana di te, hai visto? Ieri ha scritto ti amo assai, è più italiana, più napoletana di noi. Ciao a tutti amici bellini, ciao Valerio, come stai? Bene. Sono sempre io a inaugurare i vocali quando ci sono quantomeno timidoni che non siete altro. È vero. Che dire della partita? Io ho visto un bel Napoli, ho visto un Napoli che ha dominato soprattutto il primo tempo e fino al vantaggio, dopo si è limitato a controllare. Io credo che non ci possiamo neanche lamentare oggi del discorso juventinizzazione della squadra, credo che si è fatto quello che si doveva fare. Ho visto un bel capitano, ho visto Di Lorenzo anche dominante, l'ho visto assolutamente padrone della situazione, anche da capitano appunto in un paio di occasioni, andando a parlare con l'arbitro eccetera. Io sono molto contento oggi e spero che vada avanti così. Un abbraccione. Grazie. Amici bellini, buonasera. Innanzitutto prendo qualche secondo per fare i miei più sentiti auguri al più grande e il migliore, ma a distacco, opinionista del pianeta Calcio Napoli. Grazie auguri, Valerio, ti vogliamo tutti bene e te lo dimostriamo giorno per giorno. Ora, a mente calda, perché fredda dovrebbe passare un po' di tempo, voglio dire che il Napoli non mi è piaciuto negli ultimi 20 minuti. Ci siamo chiusi un po' troppo, siete d'accordo? Neres per Kvaratskhelia questa volta non mi è piaciuto. Sarebbe stato meglio per Politano, ma Politano fino all'ultimo ha fatto una fase difensiva encomiabile, quindi è un problema e continua ad essere un problema. Non voglio allungare più di tanto, quindi vi do un gran saluto e di nuovo tanti auguri al nostro carissimo Valerio. Grazie. Ciao amici bellini. Ciao. Recupero a Garaffa. Ricordate, questi vocali poi sono arrivati prima, quindi siamo in linea. Non è che hanno sentito perché loro scrivono i vocali mentre comincia la live, proprio prima. E quindi ho già praticamente commentato le prime valutazioni che condivido. Onestamente non vedo il Milan fuori dalla latta, è presto anche per dirlo della Roma. No vabbè, la Roma ciao, dai. No, devi valutare
Il Milan fuori dalla lotta no, però sono abbastanza indietro come classifica. La Roma, ti devi ricordare, amico mio, come l'anno scorso noi, quando sono troppe squadre, la Roma non potrà mai fare tutti li può fare, ma le altre squadre pure. Quindi sono troppe squadre davanti. Devono steccare 8 di loro, 9, 10, non so quante squadre sta dietro la Roma. E la Roma non deve perdere più, e dovevano cominciare già oggi e hanno perso. Quindi la Roma la dobbiamo salutare con il massimo del rispetto, con il massimo della tranquillità per la Champions. Troppe squadre, guardate l'Atalanta che non si ferma, guardate la Fiorentina che non si ferma, la Lazio che deve giocare, vediamo, c'è la Juventus che comunque non ha perso, sta lì, e comunque guarda, si parla di una Juventus in sofferenza perché hanno un sacco di infortuni, stanno comunque a 25 punti. La Roma dobbiamo salutare con tutto l'affetto, la salutiamo, e non si può, perché proprio non ci sono i punti a disposizione per arrivare in Champions. È un peccato. 18 sì, 22 sì, e se poi li sommi comunque non arriva a male. No, ma va bene così. Gli attaccanti non tengono un pallone. Kvara è stato spesso servito a 20 metri dall'area e non ha fatto granché. Non sono d'accordo su non ha fatto granché, però servono più movimenti quando lui prende il pallone. Ve ne accorgerete nella reaction. Quando lui prende il pallone è come se i compagni si fidassero talmente tanto che lui può fare l'1 contro 1, può andare sul fondo, si può accentrare. Solita cosa, entrare con Oliveira, entrare con McTominay, in modo tale che Kvara non deve per forza sempre andare in dribbling, ma possono anche giostrare. Questo continua a mancare. Gli attaccanti non tengono un pallone, sì. Lukaku continua a destare delle perplessità, poi ha fatto il gol. Non è stato secondo me disastroso come altre volte, ci sono state 2 o 3 volte dove la palla lui l'ha tenuta bene e ha subito il fallo, però mi è piaciuto Politano. Quindi quando parli degli attaccanti, cioè, meglio in quei pochi minuti Simeone, onestamente, però Lukaku il gol l'ha fatto e teniamocelo stretto. Ringrazio anche Valentino. A forchetta è nulla senza controller. Hai ragione. Questo mi permette, tra l'altro, il gol di Diego mi permette di dare una grande forchettata. Così. Voi non mi vedete, no, ma avete visto. Anche Simeone, no, ma Simeone un poco meglio. Simeone un poco meglio nel controllo, così. Buonasera, buon appetito, tanti auguri. Buona partita. Quando gestiamo il risultato facciamo ancora fatica. Ecco, questo è proprio secondo me il commento più pulito, più logico, nel senso, tutto buono, siamo contentissimi. Gestire il risultato, cioè il Napoli ha la forza per imporsi sugli avversari quando fa la partita, e che bello averlo visto, che bello aver vinto con un Napoli che, se andiamo a vedere poi le statistiche del primo tempo, 19 cross contro 1, grande possesso palla, dominio territoriale, qua deve arrivare la vittoria, perché Conte si deve convincere che non dobbiamo aspettare sempre gli avversari e ripartire, perché nella ripartenza non siamo grandi contropiedisti con Lukaku, devi tenerlo lì come magari uno che dà fastidio alla difesa, però poi devi tenere i giocatori più vicini all'area, altrimenti non siamo pericolosi. Quindi che bello aver avuto il risultato dopo quella roba là. Attenzione, spero che si valuti quella sofferenza finale come un rischio che si deve evitare di correre. Quindi ancora una volta Napoli che fa il punteggio, Napoli su cui si può riflettere sulla prestazione. Auguri, grazie Dario, sono un grandissimo fan di Kvara come te. Secondo te Kvara nervoso che non ha impattato come volevo, arrabbiato generalmente? Ti dico, secondo me è uscire dopo 2 errori abbastanza gravi, proprio il passaggio in orizzontale, errore, e ci tengo a sottolinearlo perché non l'ha fatto vedere nessuno, io ho fatto un reel apposta, errore di McTominay contro l'Inter dove regala il pallone agli avversari con un passaggio in orizzontale e Kvara si fa tutta la diagonale dalla sua bandierina fino a chiudere il cross di Di Marco ed esulta Kvara. Questa volta l'errore l'ha fatto Kvara. Uscire dopo l'errore è come se tu lasciassi alla gente la memoria dei 2 errori cancellando quanto di buono aveva fatto nel primo tempo. Ovviamente non la cancella a me, non la cancella a te, non la cancella alla community e a quelli che
guardano la partita senza paraocchi. Kvara secondo me ha fatto una buona partita. Aggiungiamoci però che è più logico che esca Kvara e non Politano anche per un altro motivo. Signori, qua veniamo dalla settimana delle nazionali. Kvara si è fatto tutte le sue partite con la Georgia, la stanchezza, la propensione agli infortuni aumenta, mentre Politano è stato a casa ad allenarsi, a gestire tutte le cose, non è partito con l'Italia, di conseguenza era più logico far uscire Kvara e non Politano, questo per fare entrare Neres. Poi ci aggiungi quelle piccole cose che nel secondo tempo stavamo soffrendo, stavamo un pochino abbassandoci troppo e quindi aveva logica avere poi il fringuello, perché Kvara è il ruolo fringuello e lo sostituisci con l'altro fringuello Neres. Conte ce l'ha spiegato, ecco perché non ci dobbiamo più sorprendere. Dopo una vittoria vorrei evidenziare il pazzamento in partenza di Meret sulla traversa della Roma. Lì mi sono soffermato, non l'ho visto, mi sono soffermato sulla la non marcatura di McTominay sulla traversa di Dobbik, lì se l'è perso un pochino lui. Meret non è stato molto impegnato, tiri semplici centrali. In reaction mi sentirete dire quando fa quel rinvio finale a pochi secondi, pochi minuti dalla fine, che la rinvia direttamente in fallo laterale corta, lì mi sono un po' arrabbiato. Euro. Oggi partita molto ordinata di Anghissà, che tra l'altro viene messo da Conte a fare il primo pressing molto spesso, soprattutto quando siamo in vantaggio. Auguri bro. Sì, si è ripetuto, e questo l'avevamo previsto nell'analisi della partita, si è ripetuto quello che ha fatto Anghissà molto chiaramente con il Milan, quindi il pressing su Dobbik, con McTominay che sta un po' più dietro. A me piace McTominay un po' più dietro, più mezzala che partecipa all'azione, perché può sviluppare meglio. Fare solo il secondo centravanti non è il caso, è bello arrivarci. McTominay ci deve arrivare in aria, non deve stazionare in aria, quindi Anghissà molto dinamico può fare questo pressing, quindi bene, 3 punti santificati, che bello. Auguri a tutti, cioè grazie a tutti, no auguri a tutti. Adesso sentiamo un altro vocale perché devo finire. Ok. Da Varese, grazie mille. Ragazzi, my like? No, perché volevo sapere i like, perché è importante. Ciao amici bellini. Oggi partita insidiosissima, il ritorno del Minestraro a Roma dopo la sosta, quindi va bene pure così, di corta unghia. Di Lorenzo per me migliore in campo, spezzo una lancia in fronte ma pure a favore di Lukaku, in quanto prima punta Cicciottella pure io. Secondo me è troppo isolato e sta cosa risiede nel modulo. E un Olivera che sembrava Modric a un certo punto. Auguri Vale. Contentissimo per la vittoria, perché la Roma che cambia allenatore voleva fare il miracolo contro di noi, non mi sarebbe proprio scesa giù, ma continuo a non essere d'accordo con l'interpretazione della partita, la gestione del vantaggio, il fatto che hai smesso di giocare esattamente un minuto dopo che hai segnato, i cambi che continuano a non piacermi, Neres a sinistra non ha senso. Ho fatto la stessa partita di Kvara, di cui la gente chiedeva il sangue perché per loro era la causa di tutti i mali, invece è stato il miglior, proprio per statistiche, il miglior giocatore della partita. Non lo so, si cita anche questa cosa, no? La Roma ha fatto solo un tiro, noi ne abbiamo fatti solo 2. Abbiamo fatto il doppio delle cose che ha fatto la Roma. Al 55esimo in poi hanno aumentato il possesso palla, hanno aumentato i passaggi, e se vai a vedere le statistiche noi abbiamo fatto il doppio della Roma, e se quello che ha fatto la Roma è molto vicino allo 0, quindi noi abbiamo fatto poco più del doppio dello 0. Però abbiamo vinto, si è contenti, va bene così. Ciao. Mi fermo un attimo così vi rispondo a tutto. In effetti Matteo Olivera è mio fratello, grazie Diego, grazie per gli auguri. Sì, sono molto contento per Olivera, sapete, sono molto attento alle sue prestazioni e nello specifico pure Alessio, grazie, mi faccio quest'ultimo boccone. Auguri amico benino napoletano. Roma in B. Guarda, Roma in B non lo so, ma di sicuro
devono stare attenti, perché poi entra la psicosi, entra la paura di non riuscire mai a vincere, la paura che a ogni azione prendi gol. Esistono queste storie, non è una cosa nuova. Noi avevamo fatto un buon inizio, non bellissimo, però con Garcia comunque eravamo ancora quarti, quindi poi abbiamo galleggiato perdendo varie cose, Mazzari, ce ne scendiamo sempre di più, Calzoro non si poteva fare più niente. A Roma deve stare molto attenta, hanno preso un allenatore che di salvezze ne conosce, quindi secondo me non dovrebbero proprio crollare, diventare rischiare la retrocessione, perché sono squadre molto più scarse della Roma. Però sto vedendo le piccole molto agguerrite che non mollano mai. Non vedo una squadra, per esempio il Venezia, io davo per scontato, però comunque lottano, comunque agguantano dei pareggi. Guarda il Cagliari che comunque stava perdendo col Genoa, pareggio comunque. Quindi è tosta, la Roma deve stare attenta. Buon appetito, grazie. Olivera Monstre. Lukaku ha appena detto che l'azione del gol era provata precisa in allenamento ieri. Bellissimo, bellissimissimo. Il cambio campo che io avevo detto con i football, no? Queste sventagliate che io facevo fare da Politano verso Kvara. In realtà l'ha fatto Kvara verso Di Lorenzo, che è entrato in mezzo al terzino e al centrale. Ed è bellissimo, che poi nel secondo tempo loro passano da 4 a 5, passano dalla difesa a 4 alla difesa a 5, aggiustano un pochino e passi a 5 per difenderti meglio, perché Shaarawy stava soffrendo livello. Voglio parlare di questo, ecco, faccio conto che voi lo sapete già, perché l'ho detto in reaction, ma la reaction non l'ho ancora postata. Quello bello, quello che ho visto che mi è piaciuto tantissimo di Oliveira è stato il suo posizionamento centrale. Perché? Perché Oliveira, che resta più dentro, si porta il suo marcatore che era il Shaarawy e se lo porta al centro, liberando Kvara all'1 contro 1 con Celik. Questo è il piano gara, no? Quando vai a giocare verso Kvara, con Oliveira che deve accompagnare, però accompagna centralmente. Bellissimo, qua qualcuno lo dirà, se sono accorti, dite, è vero, perché ci tengo a queste cose qua. Dove poi si poteva ancora sviluppare quello che aveva detto, se arriva poi il raddoppio di Mancini è là che si deve inserire McTominay. Questo non è sempre successo e non serviva nemmeno, però Oliveira grande partita sotto quel punto di vista, ma qua devi dare meriti a Conte, perché qua è Conte che gli spiega e gli dice cosa fare, quindi molto molto bene. Oliveira è il giocatore cresciuto di più, in dubbio che Conte lo sta rivoltando come un calzino, assolutamente, ma anche quello che sta facendo in nazionale, quindi è una crescita generale. Dobbiamo segnare di più, cross più precisi, peccato per i cross, grande numero di cross, cosa che noi stiamo facendo di meno, oggi sono arrivati di più. Politano, sapete, grande altro cavallo di battaglia mio, fai il cross anche col destro così, e sono arrivati tanti cross col destro, purtroppo però sono arrivati i cross col destro di Politano, il che molto bene a livello di principio, nel senso che hai fregato il tuo avversario che si aspetta sempre che tu rientri sul sinistro, crossi col destro, però devi crossare un poco meglio, devi essere un po' più preciso, non sono arrivati quasi mai a destinazione e quindi bisogna migliorare un pochino a livello di precisione. Cross tutti da esterno a esterno, però non centrali, unico cross buono gol, esatto. Alla fine il fatto che il gol sia arrivato comunque su cross vuol dire che tu avevi studiato proprio questo, lo sviluppo sugli esterni, metterli in difficoltà perché li puoi mettere in difficoltà, e abbiamo riempito l'area molto di più. Questo parliamo del primo tempo. Poi il secondo tempo Conte lo fa per permettermi anche di fare degli screenshot e vedere come ci si mette a difendere contro il 5-3-2 della Roma ibrido, così, per vedere anche gli altri accoppiamenti. Se no, se fai una partita tutta di possesso, tutta di dominio, come faccio io a fare l'analisi tattica? Ringraziamo Conte. Buon compleanno, grazie, regalo un bel like, grazie mille Giancarlo, fatemi sapere a quanti like stiamo. Certo che Bielsa più Conte per Oliveira è come avere la prima ora di storia con Barbella, la seconda matematica con Odi Freddi. Io poi stai parlando di grandi professori, io non mi ricordo, non so questi nomi, ma sicuramente sì, è una bella accoppiata per chi poi fa calcio. Perché vediamo ancora Mazzocchi, non è meglio Zerbin?
Secondo me siamo lì, come qualità proprio del calciatore. Bazzocchi secondo me ti garantisce più fisicità, sotto un certo punto di vista, sicuramente più impatto fisico proprio con la partita. Zerbin credo sia un pochino più veloce, leggermente più tecnico con i piedi. Zerbin sono giocatori che si adattano e cercano con grande sacrificio di portare la partita a casa. Lì si può migliorare, ma lo sappiamo che non si poteva fare tutto. Al netto di questi risultati, che secondo me non rispecchiano il gioco, se il Napoli finisse al terzo o quarto posto sarebbe stagione fallimentare? No, amico mio, e come fai a dire fallimentare? Assolutamente. Io ho rivisto la mia griglia di inizio anno, ho messo il Napoli quarto nelle griglia di inizio anno e lo voglio il quarto posto, quasi lo pretendo, perché per come abbiamo iniziato. Se avessimo iniziato con un po' più di stenti, senza riprenderci dalla partita col Verona, tu dici già migliorare, no? Dal 10° posto, salire, recuperare almeno un'Europa League, uno dice vabbè, hai fatto comunque un salto di qualità. Ad oggi io il quarto posto lo pretendo, cioè rientrare in Champions League mi sembra il minimo per questa stagione, senza chiedere per forza lo scudetto, perché sappiamo che poi entrano in gioco altre dinamiche, è difficilissimo. Però, come al solito, e devo ripetermi con grande gusto, quando il Napoli lotta per lo scudetto va in Champions. Se il Napoli lotta per la Champions si può andare in affanno, quindi rimaniamo là davanti il più tempo possibile, lottando per lo scudetto, coinvolgendo lo stadio pieno. Prega per noi, Don Raffaele, li coinvolgiamo così, di conseguenza poi a fine anno il biglietto per la Champions lo stacchiamo e poi vediamo, dici si poteva fare di più oppure niente, proprio l'Inter è stata troppo forte, oppure la Juventus sta recuperata talmente punti, vedremo alla fine. Però nel frattempo fallimentare assolutamente no, Napoli Verona. Hai sentito nel prepartita la canzone inedita del primo Daniele? No, perché io il prepartita non ce l'ho mai su Paramount. Fatemi sapere, bello? È stata una cosa bella? L'obiettivo è la qualificazione in Champions, questo è l'obiettivo dichiarato proprio dalla società, da Conte, lo ripetono. Vale, per l'anno prossimo ti aspetti la sostituzione di altri 2 o 3 giocatori chiave come quest'anno, o si pensa a rafforzare le seconde linee? C'è una riflessione da fare sull'età dei calciatori. 2 o 3 giocatori chiave ad oggi dove li possiamo mettere? Perché dipende anche dal mercato in uscita che fai. Perché se ti parte Lobotka tu puoi pensare di metterci Gilmour, ma non è la stessa cosa. Se ti parte Kvara tu puoi pensare di metterci Neres, però non è proprio Neres giocava a sinistra, sì, ma perché dovevano far giocare a Di Maria dall'altra parte, quindi c'è anche questo da tenere in conto. Quindi le pedine, sì, migliorare la panchina sicuramente, però dipende dal mercato in uscita che succederà. È capace che dovrei pigliare anche dei giocatori di importanza, proprio titolari proprio. L'anno passato anche su Paramount, ma ho acceso tardi. Canzone strepitosa 355 355 no, allora no, like. Amico mio, buonasera e forza Napoli. Sempre. Che dici? Conte avrà capito che dare palla a Lukaku centrale non è l'unica opzione per sviluppare la fase offensiva, e infatti stasera con il gioco, diciamo sugli esterni siamo stati molto più dinamici e fluidi, anche strepitoso, migliore in campo proprio, non dico per distacco, perché pure Di Lorenzo con l'assist, Lobotka, Olivera, ovviamente Lukaku perché ha segnato, e per me stasera ha fatto una bella partita. Comunque sia, stasera divertiamoci e non ti industricato compleanno, meno male. Esatto. Per aggiungere l'arbitro Massa da 4,5 a 5, si è perso tutte le cartelline gialle della Roma, perché tu dici non ha inciso sulla partita, ho capito, però magari se un difensore o Cristante o Mancini, Dica che hanno fatto, oppure Selic che ha fatto 40 fall, pure su Buongiorno che ha lanciato a porta, e tu là non puoi intervenire più se li ammonisci prima, e quindi magari non hai indirizzato la partita, sono d'accordo,
però comunque di quello non gli possiamo dare, noi lo diciamo quando vinciamo. Bravissimo. No, vabbè, parlarne Massa è uno di quegli arbitri, ma pure Cioffi in Serie A che non chiamano mai niente, poi dicono vabbè, ma non ho inciso sulla partita, come se non chiamare niente non incidesse sulla partita. Ovviamente se c'è una squadra più fallosa e una meno fallosa, se non chiami niente, avvantaggi quella più fallosa. Bravissimi. E tra l'altro ci tengo, grazie per avermi istigato su questa cosa qua, perché manca un giallo a Lukaku al 13°. Tifosi della Roma che possono venire, perché signori, i tifosi della Roma, l'ho detto, non mi ricordo se l'ho scritto se l'ho detto in un video, se l'ho scritto su X, lo conosciamo bene, sappiamo bene cosa significa quando una squadra è in difficoltà e ci si mette anche l'arbitro. Ricordate il periodo di Ancelotti, ricordate anche l'anno scorso, un po' la sfortuna, un po' poi ti affossano, un po' te le chiami certe cose. Se oggi il tifoso della Roma probabilmente non si concentrerà sull'arbitraggio, ma si concentrerà sui problemi della società, ha ragione a farlo. Però noi da esterni, guardate con grande eleganza, al 13° Lukaku entra a gamba tesa, entra piano, non è violento, non l'incolumità non era, però a gamba tesa entra su Celik, non dà neanche il giallo. E questo poteva essere arancione. Non è gravissimo, perché poi Celik si alza, non ce l'ha fatta niente. Non è gravissimo da richiamare il VAR e da fare. Ma se il tifoso della Roma si lamenta per questa cosa, io non gli posso dire niente. Non andiamo in conflitto come altre cose che si inventano, cose che non esistono proprio. Se il tifoso della Roma si lamenta del mancato giallo almeno per Lukaku, ha ragione da vendere. Subito dopo c'è il fallo di Celik che mi diceva Fabio Versatile su Buongiorno, che se ne stava andando, che era da giallo tutta la vita. Massa che fa? Sa di non aver dato il giallo a Lukaku, che ci poteva stare, e non dà il giallo a Celik. Quello si chiama il famoso doppio errore degli arbitri, quando loro cercano poi di compensare, dice non te l'ho dato là, non lo do adesso. È il famoso doppio errore. Poi a cascata ci sono una serie di cose, altri gialli che non mi sono segnato, che effettivamente dovevano esserci e non ci sono stati. Quindi 4 in pagella, 4 assolutamente. Conte dice che sta provando Raspadori al posto di McTominay. Ce l'ha detto che lì lui Raspadori lo vedeva lì perché era un McTominay che giocava più vicino alla punta. Signori, Raspadori in mezzala non è una novità. L'ha provato Spalletti in Turchia, lo ha provato Garcia, lo hanno provato un pochino tutti, e bisogna trovare un ruolo per questo Raspadori, perché da prima punta è un po' leggerino, lo sappiamo. Non giochiamo a 2 punte, se deve giocare dietro la punta lo può fare. Spalletti dietro la punta o questo 3-5-1-1 lo può utilizzare là. Vediamo se ti può tornare utile anche a centrocampo, perché c'hai a uno che se no non sai come usarlo. Vediamo se può tornare utile. Ma Raspadori, se arrivasse una bella offerta magari dall'estero, no? Sarebbe il caso forse di accettarlo, perché non abbiamo proprio trovato lo spazio per uno che ha talento, che però forse in questo calcio nuovo, con il calcio forse anche di Conte un pochino sacrificato, non mi sembra il caso. Dobbiamo ragionare sulla fase offensiva, che a volte la vedo sterile, troppo sterline, troppo sterile, no? Troppe sterline, magari troppe sterline. Assolutamente, Alessandro, siamo un po' spuntati. E dopo super pompieragge arriva l'iperpompieragge. Sì, ma io sono contento. Vedi, il pompieraggio non è nemmeno necessario, perché talmente che è cresciuta la community, talmente che siamo maturi, che li leggi, no? Il tenore dei commenti, non c'è quella cosa, dici con grande calma, lasciate il like e sapete come fare. Quindi si lavora meglio con la vittoria addosso. Per me è stata buona prestazione di Kvara per impegno, ma sotto porta deve avere più coraggio. Gli manca quella spregiudicatezza tipica di un buon attaccante. Sì, che peccato quel colpo di testa, specialmente perché lì era proprio da incrociare sul secondo palo la stretta, e lì veramente un peccato. Grazie Castoken. Molti analisti hanno detto che cederemo presto.
Io onestamente sono fiducioso perché abbiamo un grande allenatore, augurissimi, grazie mille Davide. I romanisti possono dire quello che vogliono loro, ci hanno provato tutti i tifosi di tutte le avversarie nell'anno dello scudetto, mo scoppiano, mo cedono, mo scoppiano, non siamo scoppiati. Noi guardiamo a noi che sappiamo come può andare e come non può andare. Secondo me sì, Lorenzo, se dava il rosso, se avesse dato il rosso su Lukaku, io non me la sarei presa con Lukaku, non me la sarei presa con l'arbitro, ti devo dire la verità, perché al replay ho tremato. Secondo me quello è da giallo tutta la vita, ma da giallo subito, dato che il VAR per protocollo, per regolamento non può intervenire per dare un giallo, il VAR non interviene. Evidentemente avranno pensato, siamo al 13°, roviniamo una partita, tra virgolette, perché se è fallo lo devi dare anche al primo minuto. Bisogna essere onesti anche quando è contro di te. Avranno pensato non è così grave da dare un'espulsione e rovinare una partita al 13°, e quindi il VAR non interviene. Ma Massa 4 in pagella perché doveva dare il giallo subito e mettevi subito in chiaro le cose che questi interventi non si devono fare. A proposito, devo ringraziare perché mi stavo perdendo le donazioni, grazie Daniele. Auguroni Vale, la Roma e il Milan lasciano il treno Champions, sostituite da Lazio e Fiorentina. Per quale ruolo giocatore spenderesti a gennaio? Mi prenderei Singo tutta la vita, lo sapete. Singo è un conto, un altro a sinistra ne è un altro, anche se in questo momento il Napoli è passato a questa difesa a 4 più logica, quindi Di Lorenzo fa il lavoro suo che deve fare, non deve fare il braccetto, non deve fare l'esterno, fa il terzino moderno. A sinistra sì, Oliveira, però quanto resiste Oliveira? Allora farei qualcosa a sinistra se dovessi farlo, e non lo so, se quello Dorgu ha detto 40 milioni, 50 milioni vuole il Lecce, non si può fare onestamente, però ci saranno dei profili così, qualcuno sulle fasce, qualcuno in difesa per far rifiatare Juan Jesus, o Rafa Marini, qualcuno in difesa specialmente, e a centrocampo in questo momento consideriamo che sta entrando Foloruncio al posto di Anghissà per la fisicità, non è proprio la stessa cosa, quindi qualcosa la si può fare. McTominay non ha pure lui un sostituto come McTominay, in avanti abbiamo grande possibilità, quindi così. Il Milan non lo togliamo ancora da mezzo, la Roma sì. Tanti auguri, Kvara sempre solo, Max, non lo so che... sempre solo, perché pensa sempre solo e poi l'aggettivo. No, sempre solo, hai ragione, lo vedo, è proprio così, va aiutato. A Furchetta è nullo senza controller, esatto, perché stanno ricomparendo così, augurissimi, tra poco guardo Napoli-Roma. Grande Lucio! Ti divertirai. Auguri ancora, Neres appena spazia a destra si sente. Auguri Vale, un bel regalo a te, grazie. Mati Olivera è mio fratello, sto recuperando cose perché alcune le ho lette, alcune no. Per esempio non avevo letto Daniele, un Kvara alla ricerca del guizzo giusto oppure ci basta così? No, va bene così, io non mi sento di dire niente a Kvara, non si deve arrabbiare perché la sostituzione ci stava, quindi per me buona prestazione e buona anche la sostituzione. Va bene poi dare un po' di spazio a Neres non può marcire in panchina. Io nel recap che ho fatto sulle prime 12 giornate mi rendo conto dell'impatto che ha avuto Neres su questa squadra, impatto pazzesco. Neres ha avuto impatto da punti e ha cambiato la storia di questo campionato Neres, quindi merita anche lui un po' più di spazio, a volte al posto di Kvara, a volte al posto di Politano, a volte li metti tutti insieme. Sicuramente lo merita. Il vero caso è Ngong che non consola Kvara. Non è vero, è vero, ma in parte non lo so, perché Kvara esce da dietro, l'abbiamo visto, poi si arrabbia, si toglie la fasciatura, c'ha il braccialetto sotto, come vi dicevo, poi magari qualcuno fa la fasciatura proprio per evitare le fratture, ma con lui è per i braccialetti. Non consola Kvara, guardate il finale, ve lo faccio vedere io domani. Il finalissimo della partita, se ne escono abbracciati tutti e due. Ngong ha fatto il suo lavoro, l'ho visto, classifica corta ma si gode, grazie mille Daniele, ho recuperato tutte le donazioni, benissimo, andiamo ancora con i like e ancora con i vostri messaggi. Allora, stanno spiegando, ma spiegassero Nicola.
Gli altri spiegano, tu fai i punti e poi noi spieghiamo con i punti, spieghiamo le cose nostre. Gli altri spiegassero a livello di X. Siete sicuri che faremo a questi con tutti i giocatori tuttora sparsi in Europa? Luigi, non siamo sicuri, io non sono sicuro affatto, e oltretutto Mann è stato abbastanza chiaro, ha detto abbiamo comunque speso assai, non abbiamo incassato praticamente niente, quindi la frase già ce l'ha detta a gennaio, sì, siamo attenti per se qualche operazione si sviluppa, le occasioni da non bene, ma alla fine ci ha già detto che abbiamo speso tanto, quindi io a gennaio non mi auguro, ma non mi aspetto grandissime investimenti a gennaio. Ci stanno pure, non sappiamo nemmeno se quelli che abbiamo dato in prestito ritornano da noi o se li prendono, quindi dobbiamo aspettare la risoluzione di Osimhen. È difficile. Mi è piaciuto tanto Olivera. Scotti anche sa anche bene, però i sostituti decenti in mezzo al campo non ci sono, opinione mia. Kvara oggi un po' tra le nuvole, farei giocare di più Neres, e infatti dicevamo su Neres che merita più spazio, per me molto meglio anche sa di McTominay, lo devo dire chiaramente. Sostituti decenti non ci sono anche d'accordo. Mi è piaciuto come è entrato Foloruscio, posso dire, mi è piaciuto, pochi minuti. Ho scritto bravo Folo, si è preso un fallo importante che ci ha fatto respirare, è andato vicino al gol con quel colpo di testa, mi è piaciuto come è entrato Foloruscio. Foloruscio nelle ultime giornate non era disponibile per dei problemini muscolari. Foloruscio, ecco come Conte ci spiega praticamente, ci consegna tutti i suoi appunti. Foloruscio è il sostituto di Anghissà, non è uscito mai. Quando non c'è Foloruscio, Anghissà non esce, deve rimanere in campo finché non si fa male. Se c'è Foloruscio, Anghissà qualche minuto se li può togliere. 65 like, no, e non è possibile. Penso che stai tu, forse Dario devi riaggiornare. 65 like non ci credo nemmeno se li vedo. Ho messo pure il pollice qua che no, ci deve essere un problema. Ci deve essere un problema. 413 sono comunque pochi, però andiamo a vedere. GioTV, un abbraccione a GioTV. Come era la filastrocca di quest'anno? Adesso comincia il ciclo di ferro per il Napoli, Milan, Atalanta, Inter e Roma, 7 punti, mica male. E se Neres faceva quel gol al 92esimo se ne cadeva il Maradona. Vero, quel gol ci è andato vicinissimo, se lo sarebbe anche meritato. Non ho capito di quanto è uscito, ha fatto proprio quel movimento suo col pallone a rientrare così, questo tiro alla Insigne, diciamo così, ha di tutte le ali col piede invertito che poi puntano sul secondo palo e di solito fanno gol così. Veramente è uscita di un non nulla. 445, 448 con me, bravo Amonra. Auguri, buon compleanno, vittoria sofferta, dispiace per Kvara ma contento che Big Rom ha trovato la via del gol. Signori, lo so, va bene, lo sappiamo che deve fare di più, così vi ho detto la metafora del cellulare, che Big Rom magari sta al massimo della batteria, ma la batteria comunque è vecchia, lo sappiamo così. Intanto 5 gol, 4 assist. Cioè, è bene dire a Conte, dice, ma è possibile che non ce ne stava un altro che poteva, lo diciamo a Conte, però nel frattempo prendiamoceli questi 9 gol con Lukaku protagonista, prendiamoceli, perché così. Quanto è bello il bambino. Daniele, grazie mille. La famiglia, kiss da mio figlio, grazie infinite da zio Fluido. Un abbraccio gigante. Potremmo avere più mordente con Fluoro Rouge. Commento memorabellini. Io poi sto organizzando tutte queste cose per i commenti memorabellini, delle nuove animazioni, delle nuove cose. State tuned che ci saranno tutta una serie di cose. Ma siamo proprio sicuri che Conte punti sulla gestione? A giudicare da come si incazza per il Barisendo basso ne dubito. Ecco, adesso lo recupero. Buon compleanno, mio figlio Lorenzo ha fatto un'altra grande prestazione in attacco ieri, sta crescendo, speriamo bene, poi parliamo con ADL. Alla grande, nuovi piccoli fenomeni che crescono, mi fa piacere, un clima sereno che mi fa piacere, grazie mille. Poi recupero il tuo nome in privato. Noah R, anche lui, auguri, grazie mille ragazzi. Qua il compleanno avviene una volta solo all'anno e siete troppo carini.
E sono d'accordo con questo messaggio di Luigi, sono d'accordissimo, grazie mille, no, sono d'accordo, nel senso che Conte a Lucca, quindi quel discorso di prima, Conte vuole la sofferenza, lo contesto, Conte non vuole la sofferenza. Conte comunica quella cosa di non prendere imbarcate, a un certo punto grida, non lo so se l'avete sentito, grida a Mazzocchi: dove cazzo vai Pasquale? E Pasquale stava andando in avanti nel finale così, dove cazzo vai? Quindi lui comunica di stare un pochino più prudenti e di non prendere le imbarcate. Conte secondo me ad ogni gol gli fa vedere: questi sono i gol che avete preso l'anno scorso, ricordatevi che avete fatto, siete andati tutti in avanti, non vi davate una mano tra di voi, non esiste, con me non esiste, perdete il posto. Quindi tutto questo porta evidentemente ad abbassarsi un pochino, ma se riusciamo a fare 2 gol, perché dovevamo fare almeno 2 gol nel primo tempo, forse non andiamo in paura dopo un gol solo, però questi sono i famosi margini di miglioramento. E vediamo, annusare il pericolo, che capito, è lui, è proprio lui, però non lo possiamo dire perché altrimenti dobbiamo stracciare i patentini della pescheria. Però non è assurdo che tutte le volte ci mettiamo a giudicare buon prestazione da 5-6 minuti, ci mettiamo a giudicare buone prestazioni da 5-6 minuti. Non ho capito, Massimiliano, spiegami meglio. Ma quanto è bello Oriali. Io aggiungo quanto è bello Lobotka, straordinario. Se mi sentirai fare un elogio a Lobotka nella reaction, che è straordinario. Pasquale, bravo. Pasquale, dove cazzo vai? È stato fantastico. MVP di Lorenzo, meritatissimo secondo me. Grazie mille Emanuele. Grazie a tutti, siete straordinari. Mi sa che invece Conte li vedi i tuoi video, al 75esimo avevamo 71% possesso. E Amor è capace, io non lo so se li vede, ma mi pregio di avere una connessione mentale anche immaginaria nei confronti con Conte, perché leggere il momento del campionato, io non ho il polso della squadra, non so se la squadra lo può fare, ma leggere il momento a Roma era evidente, no? Che avrebbe puntato, a un certo punto si vedeva proprio, sì, è venuto per 0-0, non dobbiamo prendere gol, così già il non prendere gol ti dà quella consapevolezza, ti potevi vendere ai microfoni, la squadra in testa alla classifica, li abbiamo bloccati, dobbiamo puntare alla solidità perché abbiamo preso troppi gol scemi quest'anno, invece con Ranieri la Roma più solida, il cambio di modulo e i giocatori che si aiutano, e io ho detto i giocatori si aiuteranno, quindi ci saranno dei raddoppi di marcatura, quindi si libereranno degli spazi. Conte, attaccali senza paura, e lo abbiamo fatto. Ecco perché io mi vedrete come sono emozionato nella reaction quando vedo il Napoli fare quello che spero che possa fare. Poi al gol, io lo dico proprio chiaramente, dici solo quei Botras, Mazzocchi, Zerbin, Guangeli trasano tutto qua. Perché appena fatto il gol il Napoli fa un po' così, Anto Scampia. Io sono sempre convinto che Conte ti segue. Io non lo so se mi segue, magari le live poi sono troppo lunghe, se le dovrebbe vedere dopo perché adesso te non fa Conte, non lo so, le live magari no, magari qualche video piccolino qualcuno glielo gira, questo potrebbe anche può essere, però sono troppo lunghi. Fategli questo clip se qualcuno lo conosce, e così. Antonio, non ti guardare tutti i video perché sono troppo lunghi, so che non hai tempo da perdere, devi preparare le partite. Ti volevo solo ringraziare che non mi fai fare brutte figure, ecco, mandategli semplicemente questo pezzettino qua, e lui Instagram lo usa, quindi se voi ritagliate e lo mandate, lo taggate, io lo ringrazio personalmente, perché il Napoli con me e a parte Valentina che mi risponde, il Napoli ufficiale, tutte le cose di ufficialità del Napoli non vogliono avere a che fare, non so perché, però i ragazzi magari qualcuno segue, quindi so che Napoli alla fine è un paesino, va bene, però adesso ci devi dire, pensi che con Conte alla fine riesca a dare a sta squadra più soluzioni offensive e più idee? Che ne pensi? Non lo so, perché questi sono i giocatori e li ha provati un po' tutti, li ha mischiati un po' tutti, e penso che questo è per quest'anno.
spero che possano migliorare individualmente certe prestazioni. Ti spiego, oggi Lukaku magari un paio di volte che si è liberato, vai senza perdere il pallone. Politano un paio di volte che si è liberato, abbassa quel corpo e quindi il cross viene meglio. Kvara salta l'uomo, ne salta un altro e l'altro arriva così. I presupposti credo che Conte li abbia creati, poi individualmente possono migliorare le prestazioni. Il cross di Politano deve arrivare sulla testa di Lukaku e non deve arrivare a scavalcare dove Olivera non arriva perché sta facendo altro al centro, dove Kvara pure è andato verso il primo palo, quindi questo deve migliorare individualmente. Grazie mille Vincenzo. Io che potrebbe cambiare prima buone, intendevo Conte ha detto che Kvara ha fatto uno dei migliori primi tempi da quando lui è allenatore e al Napoli ha parlato di rischi muscolari sul campo. Perfetto, perché vi ho detto i rischi muscolari, perché Kvara ha giocato e Politano no. Giusto, è chiaro. Auguri, grazie mille Giacomo. Dove sta? Allora, niente, Kvara e Neres insieme non ce la fa proprio. Spero che prima della fine della stagione una prestazione da 90 minuti la facciano. Speriamo. Chissà se per vedere questo poi devi tenere un risultato in bilico fino alla fine, perché se passi in vantaggio troppo presto poi ti abbassi. Noi siamo passati in vantaggio nel secondo tempo, ci siamo abbassati lo stesso. È bene fare qualcosina in più. Vedi con l'Inter per esempio, passi in vantaggio, loro ti recuperano, però poi si è ricreato questo equilibrio. Con la Roma abbiamo retto, anche perché la Roma mi ha dato l'impressione che anche quando tenevano loro il pallino, se tu li aspettavi si buttavano la palla fuori da soli. Alle volte non avevano le idee ben chiare di cosa fare in fase offensiva, sapevano cosa fare in fase difensiva, però in fase offensiva Ranieri deve ancora lavorarci e non so nemmeno se svilupperà chissà quale gioco fantasmagorico, e comunque Ranieri è voglio dire, ma è comunque un allenatore della prima ora, della prima maniera, che non è l'ultima, e quindi mi dispiace per la Roma perché avverto quella sensazione di impotenza da parte dei tifosi e da parte dei giocatori che si sono lasciati andare, che è la stessa che avevamo noi l'anno scorso, però potrebbe andare anche peggio, perché noi venivamo da uno scudetto, loro venivano da eterni sesti posti e se ne sono scivolati così perché la società è allo sbando e stanno facendo cose incomprensibili. È una Roma fragile mentalmente, esattamente. Secondo me, per quanto riguarda Neres, se ne parla dall'anno prossimo. Non ha fatto la preparazione atletica con noi, poi i ritmi in Portogallo sono diversi, raramente tornano dietro, tipo Lozano. Sì, può essere che possiamo aspettare. Comunque Conte già ci ha detto che lui è migliorato rispetto all'inizio. E poi il discorso della preparazione, avete ragione, e dobbiamo ricordarcelo sempre, che non tutti hanno cominciato la preparazione con tutti, sono arrivati all'ultimo, Lukaku, McTominay, Gilmour, lo stesso Neres, sono arrivati guardate quanti giocatori importanti sono arrivati allo scadere, e quindi anche questo è da tenere presente. Grazie Steschi. Scusami tanto, per prima dovevo fare un refresh della pagina, ma figurati, comunque paragonata a 2 anni fa scudetto non c'è male, considerati i punti, assolutamente sì. La canzone di Pino Daniele è emozionante, la cosa migliore di stasera, quindi vi è piaciuta la canzone? Tanti auguri, bella partita da parte nostra, ma la cosa che non mi è piaciuta è stata quella abbassare troppo il baricentro dopo il primo gol, dovevamo fare almeno il 2-0. Esatto, questa è una cosa condivisa un po' da tutti nel commento della partita. Conte difende a spada tratta Lukaku, chissà se l'anno prossimo lo difenderà ancora con un anno in più sulle spalle. Bisogna cominciare a ragionarci. Io ho guardato Bonni un po' più da vicino e mi sembra che faccia un po' tutto quello che Lukaku dava a Conte qualche anno fa. Quindi se Conte dice a me mi serve proprio quell'attaccante lì con quelle caratteristiche lì, secondo me Bonni è quello che in questo momento, tra quelli che abbiamo visto che giocano già nel campionato italiano, uno dei più vicini come caratteristiche. Non so il Parma quanto vuole, non so se altre sono interessate così, ma il Napoli farebbe bene a ragionarci, e ci aggiungi un Bonni a un Lukaku che ha un anno in più
che Lukaku è difficile, se non viene la rabbia chi lo vendi? Hai fatto un acquisto non alla Napoli, diciamo, e quindi Conte se ne deve prendere le responsabilità. Secondo me è tutto calcolato, nel senso che De Laurentiis sa, io ho preso Conte, gli devo dare quello che vuole, altrimenti non dare alibi a Conte. De Laurentiis mi ha ascoltato, non ha dato alibi a Conte. Poi Conte se la vede lui, se Lukaku non fa una buona stagione, ma vi ripeto, 4 più 4 più 4, 12 gol e 12 assist. Se Lukaku chiude così con 24 gol all'attivo, fa meglio dell'anno scorso dove aveva anche l'Europa League. Se Lukaku chiude così, io mi lamento di meno. Ma come 5 a Cravara? Ma veramente? 5 al Fantacalcio? Dai, ma è proprio un voto disonesto. No, è disonestissimo. Grazie Vincenzo. Grazie l'altro Vincenzo. Mi mancano gli 1-2 in attacco. Vero, si devono fare. Anche Ranieri urlava 1-2. So che si tratta di fantamercato, ma uno scambio Osi, Zirkzee più qualcosina sarebbe perfetto. Non lo so se Zirkzee è il tipo di attaccante che piace a Conte. A me Zirkzee piace tantissimo, è uno di quegli attaccanti che stava imparando a fare anche gol, purtroppo è stato bloccato nella crescita perché nel Bologna con Motta diventi un punto di riferimento. Vai al Manchester, ti perdi un pochino e non lo so se ritroverà feeling col gol, però è uno di quelli che gioca a pallone, che viene dentro, che fa rifinitura, insomma uno di quegli attaccanti alla Higuain, facendo i dovuti paragoni. Io feci pure la provocazione, Zirkzee è più forte di Higuain. Nel periodo del Bologna era spettacolare Zirkzee. Mi piace tantissimo, non lo so se è quello che cerca Conte, ma sicuramente mi piacerebbe tanto. A me dal Manchester mi piace anche Højlund, se vuoi una punta più punta, proprio una punta che somiglia a Fernando Torres dell'epoca, per capirci. Io non voglio che il discorso si riduca a segnare di più, ma vedendo 7 squadre in un solo punto, la differenza reti, credo, può essere decisiva per decidere posizioni. Noi 11, le altre 17-18. Assolutamente sì. È proprio una cosa che è così. Rino, auguri, grazie mille. Buonasera, ma è solo un'impressione mia o Sky quando è partita la partita che ha mandato la pubblicità? Mi pare che lo scrivevano sul gruppo, io non ho Sky, quindi non ho idea. Che sogno sarebbe Højlund? Io invece penso che come migliorata la difesa migliorerà anche l'attacco, ne sono sicura. Angela, è proprio quello che dobbiamo, che io spero che stia avvenendo, nel senso, Conte, priorità, migliorare la difesa. Poi, quando la difesa mi dà delle certezze, lavoriamo di più sull'attacco, ma dobbiamo ancora migliorare la difesa. Il recap che vi ho fatto delle prime 12 giornate serviva anche a ricordarci questo, che il Napoli è stato un po' fortunato, bravo, ha sofferto troppo, quindi vuol dire che la favoletta che con Conte tutto a posto, la difesa più solida, non è esatta. Il Napoli non ha avuto una difesa solidissima, ci sono state delle partite dove Meret è stato protagonista. Se Meret è stato protagonista, la difesa non è perfetta. Se la difesa non è perfetta, Conte continua a lavorare sulla difesa perché è la prima priorità. Non devi prendere cose, prendi gol, le partite non le vinci. È difficile fare quel discorso, vabbè, ma vinco 4-3, o i discorsi che fa anche Conte e che fanno tutti gli allenatori, fare un gol più dell'avversario. Non funziona così nel calcio, si vincono pochi campionati se prendi 3 gol e ne fai 4, non è difficile farne 4. Zeman, il discorso alla Zeman non si venga, ne cambiamo. Quindi priorità a sistemare la difesa. Quando Conte sarà contento della difesa, forse andremo a lavorare sull'attacco. Nel frattempo la copertina è un po' corta, da una parte la devi tirare. La pronuncia di Zirkzee è Zarkzee, con le Z molto leggere, se mi interessa tantissimo. Allora, Zee è una E, quella là, perché è una E al contrario. Z leggere. Zarkzee. Fammi sapere se l'ho detto bene. Zarkzee. Kvara al Fanta 5,5.
subito appena sbagliato il gol di testa. Mamma mia, poi 2 passaggi clamorosamente sbagliati l'hanno portato a 5 in budget. E vabbè, mo per sfizio però voglio capire una cosa. Se io vedo SofaScore, che è un altro tipo di valutazione così, ma voglio vedere, se io vedo su SofaScore che voto ha avuto Kvara, è uno sfizio. È uno sfizio. Guarda l'attacco momentum, già dovete guardare questo. Ma non si vede. L'attacco momentum del Napoli non si vede perché è verde. Questo qua iniziale e poi il finale della Roma. Ma poi lo vediamo. SofaScore rating. Kvara 6.2. Considerato comunque l'ultimo, ma comunque 6.2 è comunque basso. Il migliore di Lorenzo con 8.3. Basso anche quello di Politano, basso quello di McTominay, sono d'accordo, quello di Politano non sono d'accordo. Quindi male. Sono soddisfatta, ma abbiamo bisogno di concludere qualcosina di più in attacco. Ma secondo te qual è il potenziale? Qual è un potenziale problema? Eravamo sempre là, ma poi poche conclusioni nello specchio. E teniamo presente anche gli avversari, perché sembra nulla, ma la Roma è venuta a fare la partita da squadra che si deve salvare. È venuta a fare la partita da squadra piccola. Non è una partita aperta dove tu un colpo io e un colpo tu, come magari possiamo vedere in altre partite, come abbiamo visto con l'Inter, la Juve, che ci sono state così. La Roma è venuta a chiudersi dietro, quindi si mettono tutti là, c'hai meno spazi per fare. Non mi aspettavo una partita diversa. Si chiudono perché sono venuti per lo 0-0 che avrebbe portato tutte quelle cose che vi ho detto. E quindi con le squadre piccole il Napoli storicamente fa un po' di difficoltà a creare. Qualcosina l'ha aggiustata a sfilare, ma il Napoli deve fare meglio. La cura di Conte su Anghissà, è ritornato un giocatore incredibile Frank. Grande partita di Anghissà, sono d'accordo. Lukaku 7.2 col gol è davvero basso. Lobo è rientrato alla grande come se niente fosse successo. Mai dare per scontato la grandezza di questo guaglione, sono d'accordissimo. Partitone di Lobotka. Bisogna dire che fino all'1-0 la Roma non ha neanche provato a uscire dalla loro tre quarti, vero? Sbaglio o nei cross e nei calci d'angolo siamo poco pericolosi? Sì, i cross abbiamo fatti tantissimi, ma sono stati poco precisi, e anche sui calci d'angolo questa è una cosa che ci sto lavorando, anche sui football devo crearmi una routine che funziona un pochino meglio. Ma a gennaio che cosa possiamo fare sul mercato? Credo poco, Clelia, ne abbiamo parlato. Quelli che entrano adesso sulla live, recuperate l'inizio della live perché ci sono molti argomenti che poi non posso ripetermi perché ne abbiamo già parlato. Mi ho inviato un vocale con le parole di Conte, è molto interessante. Fabio, lo sai che tu quando fai queste cose, come con Demme, io arrizzo, ma c'è anche Vincenzone di guida. Buonasera Pesci Bellini, buonasera Valerio, auguri come vi ho detto prima. Grazie. Cosa posso dire? Io la partita l'ho vista, ma non l'ho potuta vedere dall'inizio perché poi ho trovato un sistema che già avevo, che però me ne ero dimenticato. Per inciso non sono andato a vedere la partita allo stadio. Colpa di questi pullman, anzi colpa di questi treni, perché c'era lo sciopero, come facevo? Non me la sentivo. E quindi non sono andato. Hai fatto buono. Sono felice della vittoria. E quindi siamo ancora primi. E questo mi fa piacere. Buonasera a tutti. Ti avevano chiesto chi sta chiamando? Gara dominata, ma bisogna essere più cattivi sotto porta e migliorare. Felice per Lukaku, un orgoglio. Magari Fabio pensava che erano le parole di Conte, sui tu che leggi. Vale, penso sia Zirkzee. Ciao Vale, prima di tutto auguri per il tuo compleanno. Grazie. Tantissimi auguri. Sono appena tornato dallo stadio, ho visto la partita al Diego Armando Maradona. Una partita difensivamente, davvero una bella partita. Anghissà il migliore in campo, era dappertutto. Conte gli dava indicazioni praticamente ogni 10 minuti, tranquillamente. Un gol abbastanza, secondo me la difesa della Roma lì abbastanza passiva, anche il portiere, un gol anche un po' così. Emozionante il momento dell'inedito di Pino Daniele prima della partita. Però intanto le altre continuano a immaginare punti, la Fiorentina, l'Inter. Adesso non so cosa sta facendo la Lazio, speriamo che almeno un pareggio il Bologna lo porti a casa, è questo. Grazie a tutti. Sì, Fabio, sei stato bellino, ma pensavo di sentire la voce di Conte. Se sento la voce di Conte ha senso, altrimenti me la devo vedere io
Anghissà non prova mai il tiro, poca corsa, non dribbla e non riempie l'area, giusto il compitino, calmati Giovanni, con giusto il compitino di qualche transizione ogni tanto, troppo poco per una squadra da vertice, mi dici se è da Napoli. No, Anghissà è un centrocampista dominante, per fortuna è ritornato a essere dominante, non prova mai il tiro, bene, perché non è il suo fondamentale, poca corsa, mi dispiace ma stai sognando, perché Anghissà corre per tutto il campo, si è fatto una partita, veramente è andato a parare tutti i buchi possibili, ha vinto duelli, saltava di testa, cosa che McTominay non fa, andava sulle seconde palle, non perdeva, andava a recuperare sui terzini. Non hai visto bene la partita, Giovanni, non riempie l'area, anche è falso perché Anghissà si butta dentro, quindi non è compitino Anghissà assolutamente, anzi Anghissà di questi livelli è una squadra da vertice, poi può aggiungerci il tiro, se ci aggiunge il tiro e la continuità, la famosa continuità che Anghissà non ci ha fatto vedere, se ne va dritto al Real Madrid, al Manchester City, eccetera eccetera, ma visto che ha questi problemini tra virgolette, ci sta benissimo nel Napoli, non ce la faccio a dire che compitino Anghissà, vado in difficoltà. Pino, grazie, queste partite devono essere chiuse, esatto, 3-0 nessuna sofferenza, chiedi troppo, perché se poi Dobbik mette la palla più in basso, assolutamente, i franchi no, per forza, hai ragione, ed è così, perché lì abbiamo tremato e avresti avuto anche la colpa di averli fatti rientrare in partita tu, perché non è che tu dici stiamo facendo una partita equilibrata, un'occasione da una parte, un'occasione dall'altra, no, la Roma non aveva fatto nulla, poi il Napoli si schiaccia perché la Roma improvvisamente prende il pallone e gioca, un po' sì, ma un po' anche tu gliel'hai fatto fare e Conte non era contento, quindi hai rischiato di riaprire una partita che doveva assolutamente essere chiusa, però non chiudiamo la partita anche per colpa nostra, nel senso che noi non costruiamo delle palle gol nitidissime in continuo, in una continuazione. Facciamo l'esempio dell'Atalanta, facciamo l'esempio dell'Inter che costruisce e poi va a chiudere, e su questo dobbiamo ancora lavorare, dobbiamo ancora migliorare. Antonio, è stata la prima cosa che ho detto all'inizio della live, non voglio ripetermi solamente perché ne ho già parlato e chi entra dopo lo sapete come funziona. Anghissà mostruoso. Cosa ci faceva Elmas con la maglia numero 99? Per chi dice che è un giocatore per chi dice che Anghissà è un giocatore non sa carne né pesce, quindi come si diceva per Elmas, è difficile, ho capito, così. A me piace tantissimo Koné, anche a me ci sta che non risalti come al solito accanto a un giocatore così, pur facendo una buona partita, accanto a un giocatore così, ma non so a chi ti riferisci, ma Koné sì, mi piace tanto. Tra l'altro se serve un vice Anghissà sarebbe stato un gran colpo, però il Napoli non li può fare tutti. La cosa che non mi è piaciuta è che il Napoli si fia scacciare di proposito. Non credo sia di proposito, ragazzi, sarebbe una follia. Il Napoli va adesso, schiacciateci, siamo così. Non può essere così. Marcelo Bielsa. Olivera più delle volte entrava molto di più nel gioco, c'è la madre del Marcello Marcello, sì, ma no. Nel senso che con Bielsa lui fa il centrale proprio di difesa, quindi va avanti, a volte si propone ed è giusto che lo faccia. Oggi non diamo merito a Bielsa, diamo merito a Conte che chiedendogli questa cosa, ragazzi non possono fare quello che vogliono i giocatori in campo, questo mettiamocelo, perché Conte poi a Lucca, Conte fa le cazziate in campo, non guarda in faccia a nessuno, le fa a Lukaku, le fa a Politano, poi li ringrazia, ma nella foga del momento Conte non accetta che non si faccia quello che ha chiesto ad Olivera di stare dentro, di stare più dentro, perché si portava via il Shaarawy liberando Kvara nell'1 contro 1. Quindi diamo meriti a Conte, non li diamo a Bielsa. A Bielsa diamo gli meriti di credere in Olivera anche come centrale difensivo, perché forse Bielsa vuole un pochino più di impostazione, meno ruvidità e più uno che aveva propensione ad andare. Chiedo venia, ma comunque augurissimi. No, ma figurati quale venia, è che non voglio ripetermi perché è già in live. Si può prendere Bondo a gennaio.
ripetiamolo, Samardzic per Raspadori più il nastro adesivo sulla bocca. Penso che quella nave è salpata. Vale, dura 7 minuti su DAZN, per questo ti ho inviato un vocale con la mia voce. Sì, ma non mi diverte le dichiarazioni così, poi dopo non mi diverte. L'ha già sentito. La Juve pare abbia già messo le mani, abbia già messo sul mercato Douglas Luiz, l'occasione per aspettare il nostro gemellaggio. Non lo so, credo proprio di no, entrambe le cose. Non è che lo puoi bocciare subito, non ha fatto manco 2 o 3 partite. Sono a che fare, ti recupero più tardi. Cifra tonda, no, 1 in più, caro Giovanni. Sono dell'83. Ti saluto, Pietro, perché si somigliano. Non sono riuscito a vederla tutta, ma il Napoli mi è sembrato poter fare più gol. Diciamo che compensiamo le altre partite tipo Cagliari, che con poche azioni abbiamo fatto 4 gol. Auguri. Grazie, Emanuele. Raspadori e Ngong vanno ceduti a gennaio per fare cassa per altri acquisti. Olivera fantastico, Conte porta dentro Olivera per sfruttare meglio le sue capacità, però questo però, come sappiamo, incide sul rendimento di tutta la catena di sinistra. È chiaro, perché non hai le sovrapposizioni esterne e quindi devi fare sempre la stessa cosa, è non normale questa cosa qua. Il calcio di Bielsa è d'autore, è diversissimo da tutto il resto. Ho sentito spesso parlare del Napoli, a chiarirlo da un po' seguo te, mi chiedo chi è l'esperto e chi è il dilettante. Grazie, grazie mille, non aggiungo altro perché sono parole un po' forti. Il Napoli es da scudetto, sì non. Ragazzi, prendetevi il vostro tempo quando scrivete, perché oggi vi sto vedendo un pochino con la fretta di scrivere. Calma, cancellate, scrivete, tanto cerco di leggervi tutto. Meglio di Raspadori in Ngong chi prende, se poi ti servono sostituti in quelle posizioni che fai. Beukema, bel giocatore Beukema. Vice Rachmani, buongiorno, mi piace. Ma tu, quanto sta crescendo Mati? Si è ritagliato uno spazio importantissimo con Conte, forza Mati. Auguri Valerio da Udine. Ogni volta che viene nominato, no, è che non è che sudo, è che io non voglio nemmeno andare allo scontro continuo, perché non ho nessun interesse. Mi sto divertendo, mi diverto di più a vedergli fare la lotta tra di loro, perché non siamo della stessa. Io non sono un giornalista, non mi riguarda. L'unica cosa che posso fare è, se sento andare oltre con la maleducazione, con la richiesta di dove il pubblico deve fare così, là mi incazzo e dico tu non puoi avere queste richieste, non ti puoi ergere a capo di quelli che tifano per il Napoli, questo non lo accetto. Ma per il resto, se la prendessero tra di loro, Chiariello che risponde a De Maggio sulla fake news su Meret, De Maggio che lo vuole denunciare, Chiariello che dice mettiamo in mezzo gli avvocati, se la vedessero tra di loro, noi non facciamo proprio parte di quel circuito là. Ogni tanto posso andare ospite da qualche parte, perché poi alla fine dove si parla del Napoli io posso parlare del Napoli, come tutti possiamo parlare del Napoli, ma non ho nemmeno questa voglia di essere la contrapposizione. Va bene così, sono felice anche senza l'esistenza di alcuni personaggi. Anzi, vi dirò, io prima seguivo con assiduità tutto, ho scoperto che si vive anche meglio senza ascoltarlo tutti i giorni, ascoltare tutte le opinioni tutti i giorni, si vive uguale, non c'è problema. Raspadori attualmente di troppo nella rosa, possibile che non si riesca a piazzare sul mercato, magari anche in prestito a gennaio. È un tipo di giocatore che ha bisogno di un tipo di allenatore. Raspadori non è cioè molto duttile, ma non è specializzato in nulla in questo momento, quindi un Motta magari, perché si dice che la Juve era interessata, così vai a rinforzare pure un'altra volta la Juve, perché se poi lo dai a uno a cui serve e non puoi rinforzare una tua concorrente, quindi non si può fare. Però è chiaro che di troppo, mi rendo conto, e che da lì si potrebbe monetizzare, perché ha ancora insomma un'età logica. Allora, Alessandro, quanto è importante fare 40 anni? Quanto è importante sopravvivere ai 40 anni, amico mio? Perché sono 41.
Siamo nel 2024, io sono del 1983, classe di ferro, classe Ferrigna. Grazie mille. Sì, che lui sia stato un pallino di ADL, ne abbiamo la certezza. Allora, amici bellini, io vi saluto, me ne vado. Non è vero, voglio anche aprire la live a tutti quanti voi, però aspetto prima Guido, perché se Guido c'è, e non lo so se c'è, ma potrebbe esserci, quando arriva Guido facciamo prima parlare Guido e poi apriamo tutti noi, così mi voglio bere una cosa con voi. Nel frattempo la Lazio sta giocando, che sta succedendo? Voi dovete aggiornarmi con le cose di campo. Lazio-Bologna 0-0, vabbè. Dopo la bolognese, caro Navajo, tra l'altro anche la Lazio è una bolognese da affrontare. No, Arsene, è così e te lo posso, come te lo posso dimostrare? Da già fare la carta di identità, no, ma è 1983 classe di Ferrigna. È così. Comunque Conte ultimamente non sta accampando troppe scuse, almeno così sembra, o sbaglio? Non credo che lo stia facendo ed è giusto così. No, che chi se ne va? Stiamo qua tutta la notte. Pasta Barilla? No. Io sono passato, ho trovato la De Cecco. Poi possa piacere o meno, perché anche sulla De Cecco ci sono molte polemiche, però anche sulla Garofalo c'erano molte polemiche. Io poi devo anche, le ho fatta provare alla moglie, la moglie ha apprezzato il sapore e anche la cottura, la resistenza della cottura, che è la cosa più importante, la cottura della pasta, così, e sono passata alla De Cecco. Costa qualcosina in più, ma si deve mangiare una cosa, te la devi ritrovare, e quindi così. La Barilla è una roba che in America si trova, non è nemmeno troppo cheap, nel senso è un po' più cheap delle altre, ma comunque si fa pagare come pasta italiana così, e non mi pare proprio un caso. Nettamente migliore, se siete d'accordo, il peggio. Prendetevi il vostro tempo, esatto. Allora, le strisciate delle paste sempre in mezzo allo scandalo. Strisciate, pasta e ceci, poi parla di pasta e quindi così. Espulso Pobega e la Lazio può andare in surplus. Espulsione quando è il 40esimo? Quanto stiamo? Mannaggia. Italiano mio, al 36esimo, al 35esimo, seconda ammonizione. De Cecco top, molto bene. Pasta Rummo, bravo, non la trovo quasi mai qua, Pasquale. Quelle poche volte che si trova costa una cifra perché la devono importare, così. La pasta Rummo lo so che è ottima, che è praticamente la migliore, se uno lo deve scegliere, pure mamma, ma pasta Rummo è la migliore, però non la trovo sempre. E ci stanno il supermercato di riferimento, per fortuna c'ha la De Cecco, e vado alla grande. Tra l'altro io ho fatto 2 video un po' più personali per gli abbonati che si sbloccheranno a un certo punto, non so quando, anche per gli altri. Se avete fretta di sapere le cose mie, vi ho portato a suonare nei locali qua a New York, eccetera eccetera. Gli abbonati possono vedere il contenuto esclusivo. Non ho potuto guardare la partita, sono tornato ora a casa. Tanti auguri Valerio, che la vita ti sorrida sempre e volesse tenere io 41 anni, chissà come la pensa il mio fratello maggiore, ma poi alla fine ti sto raggiungendo quasi. No, Tartaruga. Achille da Tartaruga. Buonasera amiche Bellini, buonasera amici Bellini, buonasera Valerio, tanti auguri di buon compleanno. Grazie mille. Permettimi di fare un saluto speciale a Sinner, non perché salga sul carro del vincitore, perché quella è forse una delle attività principali degli italiani, visto che insomma, quando nessuno lo considerava tanti anni fa, non troppi, perché il ragazzo ha 23 anni, ma giusto andando nel recente, io insomma quando perse l'anno scorso l'ATP Finals dissi è arrivato il momento, sta per vincere, ha vinto il primo slam, poi ha detto diventerà numero 1 per restare numero 1, non facciamo tutta l'altra fila, ha vinto gli ATP, ha stravinto gli ATP Finals senza perdere
una partita e un set, e faccio gli auguri alla nazionale femminile di tennis e la nazionale maschile di tennis, perché abbiamo fatto doppietta in Coppa Davis, tutte e due le nazionali hanno vinto, la nazionale maschile 2 anni di seguito. Qua dovremmo aprire un asterisco, ma lo lasciamo così, perché quelli che hanno rotto le scatole, si faccia presto, il centro sportivo, mettete i bastoni tra le ruote a De Laurentiis. Tu pensa se avessimo adesso già pronto il centro tecnico di tennis a Bagnoli, che doveva essere fatto nella stessa zona dove poi hanno verrà fatto, però ci vogliono dei tempi tecnici, lì il progetto c'è, esiste, e c'è una chiara intenzione di metterlo a essere, però insomma ci sono dei tempi tecnici. Ti do una notizia, sono stato citato, sai che io vivo solo per questo, sì, 2 settimane fa, per puro caso io insomma ho provato ad ascoltare qualcosa, chiaramente con toni ampiamente canzonatori. Sì, mi sono fatto un sacco di risate. A un certo punto, Valerio, sono caduto dalla serie dalle risate, dovevi vedermi. Tu sai quante attività benefiche faccio? Tendenzialmente tutte anonime, qualche volta non riesco a farle anonime. Quindi è molto raro che qualcuno faccia del bene a me o mi faccia ridere, e quindi vorrei chiedere a queste persone, tra una bestemmia e l'altra, no? Quando si trova nel tempo, tra una merendina andata in digesto, posso andare sul canale, non iscrivetemi perché non vorrei che il cervello si affatichi, però se mi iscrivete sarà mia premura mandarvi, lo dico veramente col cuore, insomma, cannoli siciliani, buon aiuto, cioè, roba insomma che allieterà le vostre giornate, magari. Però anche questo non voglio unirmi perché qui al malcostume, tutti quelli che litigano tra di loro, colleghi, eccetera, non ho il tempo, non ho l'indine, non ho l'educazione, quindi veramente io vorrei ringraziare queste persone perché sono i miei eroi. Però ero molto triste, molto triste. Una mia amica dice sempre che io sono troppo severo con me stesso e poco con gli altri. Ero triste perché, a parte le bestemmie, le parolacce, di calcio non avevo imparato nulla. E mi è venuto in soccorso la casualità, perché ho incontrato il mio amico psicoterapeuta. E nella testa io avevo sempre questa cosa, non solo 2 settimane fa, no? Questo bluff, il 10° posto, sono 8 undicesimi dei campioni d'Italia, il 10° posto, non è vero il 10° posto, 8 undicesimi, e la mia mente pensava solo a questa cosa qua. Allora ne ho parlato col mio amico, ogni tanto ci divertiamo, abbiamo fatto anche un saggio sul cinema horror. Guido, te ne sei andato? Non sto ascoltando. No, arrivo perché perché ci sono 500 persone che ti hanno già perso. Non puoi. Ne hai persi 50. Ne hai persi 50. Senti, ma perché questa cosa del 10° posto, degli 8 undicesimi è simpatica. Io ci ho dovuto ragionare, no? Alziamo il livello. E stiamo stabilendo una sorta di teoria di rimozione. Ma questa cosa degli 8 undicesimi, se non la introduci, lo so io perché ne parliamo, ma la gente non ti sta capendo. Hai ragione, facciamo un passo indietro. Non ritornano. Perché il Ray Flame, perché questi sono gli 8 undicesimi della squadra che ha vinto il campionato. E non dobbiamo cadere nella trappola del 10° posto, ed è una cosa che dicono tutti. Vabbè, non siamo arrivati 10°, però questa cosa mi è interessato. Allora parlavo con una persona che è uno che cura il cervello, ho detto la possiamo un po' paragonare a una sorta di rimozione del lutto, del trauma, dell'abbandono, eccetera. E questa cosa verrà studiata, ma a latere. Il punto è, mo sono serio, che ciascuno vede il calcio come vuole, come nella vita. Effettivamente io ho un approccio che viene da quello che sono e anche quello che ho imparato sono i miei maestri, probabilmente è un approccio storico. E qui chiudo. L'approccio storico non significa, soprattutto se tu ti ispiri, io non sono uno storico, sia chiaro, né pretendo di essere, però i grandi storici che fanno, amiche Bellini, amici Bellini, non giudicano, non condannano, cercano di capire. Questa è la grande differenza. E se sono bravi, poi cercano di spiegare alle persone. Io vedo molte condanne continuamente nelle partite di calcio, nell'analisi dell'anno, e poca voglia di cercare di capire e poi cercare di spiegare. Ci sono tante cose che sono imposte dall'alto, come questo fatto, non fate cadere, eccetera, eccetera. Tra l'altro sull'8 undicesimi pure io non mi sono trovato, perché Kim è 1, Zelinski è 2, Lozano è
3. Osimhen che è stato capocannoniere e so 4. Ci Mario vogliamo Rui. mettere Mario Rui e so 5. Almeno 5 titolari, 4,5, più un Elmas sesto uomo. Già Che non fu sono... il terzo marcatore del Napoli. Cioè, ma andiamo là. Ti ho mandato un primo file. Permettimi che mi voglio un po' divertire. Ok, No, sul fatto che gli storici veri questo fanno, non giudicano, non condannano, ma cercano di capire perché sono andate in un certo modo le cose e cercano di spiegare alle persone. Poi c'è un'altra frase con luogo comune: la storia ti condannerà, ma lo dicono i politici o i sit o gli esaltati. Vai, primo schemino. Perché la gente vuole sapere oggi che abbiamo fatto, e abbiamo fatto qualcosa di molto importante. E non lo dice solo il campionato di oggi, ma lo dice un po' la storia. Devi sapere che una delle mie prime partite, la primissima fu Napoli-Juventus, fu con la Roma, e mio papà mi disse che pareggiavamo sempre, vedi, è difficile nel campionato di calcio rompere le tradizioni, perché c'era una sorta di tradizione abbastanza negativa con la Roma. Se vedi il primo file... Sì, lo sto mandando dal cellulare perché non si apre niente. Okay. Il computer sta in bambola. Perché c'è questo mito, questa ossessione, questa fissazione, questa unicità della Juventus. Cioè, però il campionato è fatto da 16 squadre negli anni bellissimi, 18, 20, cioè, ma non da una sola squadra. Quando hanno vinto gli scudetti Genoa e Juventus era un campionato di 4 squadre, ma insomma dal girone unico, dal 29 in poi, insomma, le squadre sono un po' aumentate. Comunque, quando arriverà questo file, è interessante vedere che il Napoli con la Roma, negli anni dell'era De Laurentiis, non ha un andamento fantasmagorico, quindi anche in questi anni dove c'è un Napoli... sì, la Roma ci ha sempre dato difficoltà. Sì, arriviamo, dove c'è un Napoli continuo, forte, eccetera, eccetera, il miglior presidente là, sperando che arrivi questo file, perché ha alcune cose interessanti. È una Roma che in questi anni, nell'era De Laurentiis, non ha mai vinto lo scudetto, ci è andata vicino dei secondi posti, però il Napoli, ve lo anticipo, ha un rendimento inferiore rispetto all'Inter, rispetto alla Juventus, eppure l'Inter e la Juventus, questi 18 anni, qualche scudetto in più della Roma lo hanno vinto, a parte il blasone, la forza politica, eccetera, a dimostrazione che poi il maestro Sarri in casa non ha mai vinto con la Roma. Ce l'ho fatta. Ah, finalmente. Allora. Ingrandiscilo. Vedete, dobbiamo vedere anche sotto il totale delle partite. Sono solo 8 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, 28 gol fatti e 24 subiti, 6 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte fuori casa, abbiamo aggiornato oggi ovviamente, quindi c'è una discrepanza tra in casa e trasferta. Più vittorie abbiamo fatto con la Roma e addirittura con l'Inter, scusate, con la Juve. La partita con la Roma spesso è stata storicamente una partita chiave. L'anno del primo scudetto, tutti ricordano chiaramente la bella vittoria importantissima a Torino, ma attenzione, il Napoli vinse a Roma 1-0, andò in testa alla classifica e poi non la perse più la testa della classifica. Come l'anno dopo, il Napoli perse 1-2 in casa con la Roma, prima della parte finale tremenda. Quella fu la partita chiave. Come l'anno del maestro Sarri, la Juve vince una partita un po' strana all'Olimpico con la Lazio, noi perdiamo in casa 2-4 con la Roma, perdiamo la testa della classifica e non l'abbiamo più recuperata, come per Spalletti il famoso pareggio 0-0. No. Una ultima curiosità, troverai delle partite segnate in giallo. Sì. Che non è legata alle vittorie, perché sono risultati tutti diversi, se tu vedi. Mi sono preso lo sfizio di segnarti quelle partite che il Napoli ha giocato con la Roma subito dopo le pause con la nazionale, e non sono pochissime, eccetera. Subito dopo le pause. Subito dopo, quindi c'è una certa ricorrenza, è una pura curiosità. Quindi sì. Questa è una partita con la Roma importante più per la Roma che per il Napoli. Oggi possiamo dire, secondo quella che poi hanno sbeffeggiato la classifica qui, che cambia in base ai campionati, e tra l'altro
temo che dobbiamo incominciare a rivederla a rialzo, caro Valerio, la classifica Guido, con tutto lo sbeffeggiamento, perché ci prendono per i fondelli, ma riescono a dire che il campionato, poi non so su quale parametro, si può vincere sotto gli 80 punti, 78, 77, eccetera. Noi abbiamo in questo momento, poi ti mando l'altro screen, una quota Champions a 81 punti e 2. Certo, perché la Fiorentina non si sta fermando, l'Inter, l'Atalanta sta andando fortissimo. No, non sarà così, un po' scenderà, però quella ci interessa. Napoli ha fatto 2 vittorie con le 6 sorelle, diciamo, quelle ce le siamo messe da parte, abbiamo i 2 pareggi e ce li siamo messi da parte, mancano le 2 sconfitte, ma come io ho detto non è che è necessario fare 2 sconfitte, se facciamo un pareggio, una vittoria, significa che saliamo riguardo la soglia minima della classifica Guido, quindi intanto le 2 vittorie sono sicure, è un'ottima notizia per il Napoli. Per la Roma abbiamo una prima sentenza, la Roma non andrà in Champions. Voi sapete che io non faccio analisi da tifoso, non gufo, proprio il contrario da quando ero piccolo. Cioè la Roma dovrebbe vincere le restanti partite, mi sembra 13 punti, no? 3 per 6, 18 e 13, 31, abbiamo una quota Champions 81 e 84, diciamo pure che crolla questa quota Champions a 72, la Roma deve fare 41 punti, meglio 42, 43 per sicurezza nel girone di ritorno, cosa che non fa da una vita 40 punti, eccetera, ma deve vincere le restanti partite. C'è un problema però, amiche Bellini, amici Bellini, che quando tu fai una corsa su una sola squadra, scudetto, altre cose, puoi anche sperare, tu le vinci tutte e quelli crolli. Ma quando sono tante, a un certo punto diventa matematico, perché ci sono talmente tanti scontri di squadre esatto, perché se sta crollando quella, hai dato punti a un'altra che ti sta comunque avanti. Ecco la frase di Guido che poi è statisticamente, questo non è manco più statisticamente possibile, calcisticamente probabile, questa è la famosa frase che vi ho detto, non ci sono più punti sul tavolo, salvo ovviamente la Roma vince tutte le partite da qui al girone di andata e fa 46-47 punti, che è la media scudetto, fare 47 punti, 46 punti in un girone, glielo possiamo curare, però io mi domando, colleghi, amici e tifosi, voi vi giochereste la casa? Io non gioco, quindi posso fare questo esempio, non ho mai giocato al calcio scommesse, eccetera, sono abbastanza contrario, quindi giocatevi la casa su queste eventualità, detto su quest'unica cosa, e c'è un'unica eventualità rispetto a cose molto più probabili, e il Napoli ha vinto una partita ostica da tutti i punti di vista, perché ovviamente hai una squadra che è in crisi, ma ha cambiato l'allenatore, un signor allenatore, sia perché è un allenatore bravo e perché è un signore, non hai nessun parametro di riferimento, puoi dire come gioca di solito Ranieri, però come gioca Ranieri con questi giocatori della Roma non lo possiamo sapere, quindi era un buio pokeristico quello del Napoli, dopo la ripresa c'è sempre un po' di ruggine a riprendere quota, la partita non è stata spettacolare, è andata meglio forse il primo tempo, o quantomeno ha concesso, si è abbassato un po' troppo nella parte finale del secondo tempo. Ancora abbiamo un Napoli che dà l'impressione che deve fare qualcosa in più in attacco, ma di nuovo ha ritrovato quella solidità, ha preso anche una traversa la Roma in difesa, però diciamo non ti potevi aspettare una partita del genere con la Roma oggi, un Napoli spettacolare, non è né una giustificazione né un alibi, è conoscere la storia del calcio. Poi se Napoli oggi avesse fatto anche una partita spettacolare era un di più che ci prendevamo con grande gioia. Ricordiamo che continuiamo a considerare non più in convalescenza in Napoli, perché no, non sarebbe anche stupido, è una squadra ancora in costruzione e che tutto ha di venire, come per esempio una posizione a volte un po' ondivaga di McTominay, che è un giocatore sappiamo che è forte, però ogni tanto perde la zolla. Io oggi ho visto per l'ennesima volta, poi voglio lasciare spazio alle vostre domande, raga, ma questo Lobotka che cosa gli possiamo dire? Intelligenza tattica, è sempre nella posizione giusta, è sempre nel timing giusto, controllo della palla incredibile, controllo del corpo in funzione della palla, in funzione dell'avversario, una cosa che ti fa diventare un top player mostruoso, cioè, non è la palma di migliore in campo, cioè, però tu lo vedi anche da piccoli gesti, da piccoli momenti, lo so, però stare quel metro invece che 2 metri in ritardo, passare
e quella è tutta la differenza tra essere bravissimo, essere buono, essere un buon giocatore che oggi sta andando un po' meglio. No, questa è la normalità di un giocatore che però ci sta facendo luccicare gli occhi da alcune stagioni a questa parte. E dà anche tranquillità ai compagni, perché sai che gli dai la palla e tiene una calma nel gestirla. Quindi insomma oggi vittoria importantissima per noi, pesantissima per il campionato attuale, per un campionato che è molto insidioso, quindi storicamente è una vittoria non scontata nel calcio Napoli recente, anche del passato maradoniano, eccetera, eccetera, precedente, ma a noi interessa questo campionato. Ma nel calcio lo stesso Conte, non io che non sono niente, non capisco niente e possono sbeffeggiarmi, ha detto quando gli elementi che servono per vincere, la storia, ha detto proprio la parola storia, e lui io qualcosa so per come si vince, quindi vittoria molto importante che non ci deve fare crogiolare, perché questa squadra deve migliorare in tante cose. Può farlo, sì, è scontato che lo faccia, non lo sappiamo, però godiamoci il percorso. Questo. Assolutamente sì. Lobo più giocatore più forte. Guido, la mia domanda per te è su questo Napoli che si abbassa subito dopo il gol. Quanto possiamo dare colpa al Napoli di abbassarsi e poi invece dare merito alla Roma di riprendere il pallone per la disperazione e riattaccarci, perché possono lottare per lo 0-0 ma non possono lottare per l'1-0, non potevano difendere l'1-0. Un po' perché il Napoli nel primo tempo in alcuni tratti della partita ha dimostrato di nuovo quella capacità di aggressione, di riconquista della palla, di mettere una certa ansia agli avversari, quindi abbiamo visto delle cose che comunque nel recente passato il Napoli ha fatto bene, ma già con Sarri, per dire, quindi senza andare a Spalletti, detto, quindi molto indietro nel tempo ormai, perché c'è stato anche un Ancelotti Gattuso in mezzo e Garcia, eccetera, eccetera. Un po' tutte e due le cose, anche perché questo schemino che ti ho mandato, mettiamolo un attimo in stand by, te ne mando un altro, dobbiamo incominciare a valutare se è solo la partita, è la panchina, è una tattica, è una strategia, ma il Napoli ormai i cambi li fa sempre più o meno a questi minuti, non voglio dire tardivi, però avanzati, ecco, voglio usare l'espressione minuti avanzati. Insomma, negli ultime 6 partite il Napoli 4 volte non ha fatto il quinto cambio. È un fatto. Chi ci sfotte dirà la classifica Guido, eccetera, eccetera, però è un fatto, c'è un fatto vero, storico, eccetera. E non una volta, diciamo, le prime 3 partite avevamo non l'alibi, avevamo la solida giustificazione che era una squadra in costruzione, una panchina sguarnita. Non c'erano proprio. Però tu oggi hai lasciato, è inutile fare l'elenco, lo sappiamo i giocatori, è tornato anche Forluscio dall'infortunio, quindi comunque Raspadori non vede il campo, gioca uno tra Gong e Neres, eccetera, eccetera, eccetera. Il quinto cambio lo stiamo regalando agli avversari, il quarto 86esimo, il terzo 86esimo, non so se ti è già pubblicato lo schemino, no, questo è... No, questo lo possiamo subito vedere. Ovviamente per una domenica a me non piace fare le cose con esami, confronti disomogenei, lo sapete. Tra l'altro è la cosa che mi ha fatto spisciare sotto la risata e sono caduto dalla sedia, perché è proprio il contrario di quello che faccio. Quindi abbiamo un sacco di squadre con asterischi, 1 o 2 partite addirittura in meno come il Bologna, però c'è anche da dire che la zona che interessa il Napoli, quindi dal Bologna al Milan, hanno giocato quasi tutte e possono solo migliorare Lazio, Milan e Bologna, non possono peggiorare, e quindi già così ragazzi, sono tanti punti in più. 2, 4, 4, 4, cioè non Juventus ricordo sempre la Juventus rispetto alla squadra che era nella stessa posizione di classifica, quindi un sesto posto con un sesto posto. Quanto valeva il sesto posto? Così credo di essere più chiaro. L'anno scorso il sesto posto valeva 21 punti. Quanto vale quest'anno il sesto posto con la condizionale? Perché c'è la Lazio che deve giocare, il Milan che giocare a Bologna, quindi non lo possono raggiungere Milan e Bologna, però addirittura possono salire il settimo, ma già così un sesto posto, no? 4 punti in più e così a scalare. Quindi la zona Champions, la zona bassa, quindi non la seconda posizione, terza, quarta e quinta, è alta, ragazzi, e sono tutte alte, non una sola. E in questo momento chiaramente non possiamo fare quel tipo di proiezione,
lo dico a scanso di equivoci, non agli amiche Bellini, amici Bellini, a chi ci segue e ha problemi probabilmente con le merendine mangiate e rimaste indigeste nell'86, che chiaramente in questo momento 28 diviso 13 per 38 farebbe questa cosa. Non funziona così il calcio, perché poi c'è un assestamento del punteggio verso il basso, però ad oggi la classifica in modo cristallizzato, no? Diciamo, usiamo questo termine, ci dice che ci siamo spostati pericolosamente verso l'alto, quindi devi avere un andamento che in questo momento è proprio la classifica che aveva detto Guido all'inizio, con le altre 13 manco a farla apposta, l'intuito prima ancora che il campionato fosse in fase così avanzata era stato giusto, che tra l'altro sono in questo momento, tu pensa, se la quarta arriva a 81 punti, la classifica Guido è 80 punti, tu per un punto sei fuori dalla Champions, quindi in questo momento è meglio essere prudenzialmente in linea con la classifica Guido. Non credo che si andrà in Champions con 81 punti, io penso che poi si potrà arrivare a 74, 75, però calma e gesso, cioè, manteniamo questo andamento, perché è l'unico in questo momento che ci porta, anche per non andare in ansia, no? Per non andare in sofferenza, in pericolo, perché l'anno scorso l'abbiamo toppata, quindi è la strada giusta. E poi c'è questo scheletro qua, un po' più piccolino, ingrandiamo. Sì, questo è un dato oggettivo, cioè non è filosofia, non è una delle mie pippe mentali, come quella là. Che sono le sostituzioni. Il dato che io l'ho fatto in giallo, così insomma visivamente si vede meglio, e io la terza, ma sempre per un fatto, anche se è un banale file Excel, ragazzi, quindi non è graficamente come lo farebbe Tore, che sarebbe già esposto al MoMA. Ciao Tore. Penso, perché così diventa anche più leggibile, però insomma abbiamo molti dati gialli, e soprattutto della quinta sostituzione. È una notizia, è una cosa neanche da chiedere a Conte, ma da cercare di capire, perché ovviamente potrebbe essere una di quelle cose dove o ti devi dire una bugia perché il calcio è bugia per salvaguardare tanti equilibri interni, o non ti deve rispondere. Quindi tra l'altro è una domanda, questa, volendo, che puoi anche non fare, ma noi dall'esterno analisti ci possiamo, neanche per curiosità, per divertimento, per onestà, incominciare a interrogare perché sta avvenendo. Poi una partita avviene perché casomai tu dici comunque l'andamento, il risultato, lo stato di forma, quello che si è fatto male, ho paura di stare indietro, ok, però quando sono tante e te le vai a collegare, che cosa ha fatto il Napoli in quella giornata, che cosa era il Napoli all'84esimo, allora e lascia a voi questo giochino, dici non è più una casualità. Chiaro. Allora, leggiamo un pochino se ci sono domande in corso. Nel frattempo stavo risolvendo tutti i problemi tecnologici, quindi Tore che ti saluta. Resto sempre dell'idea che lo scudetto se lo giocheranno Atalanta, Inter, Napoli, Atalanta e Inter. Napoli, non ho capito come hai utilizzato le virgole, Lore. Cioè devi ripetermelo, perché scudetto Atalanta e Inter, Napoli, Juventus e Lazio. Non ho capito se il Napoli sta da una parte o dall'altra. Comunque Napoli, Juventus e Lazio lotteranno per il terzo e quarto posto, mentre Fiorentina, Milan arriveranno subito a ridosso. È frizzata? Ci siamo frizzati? Può essere che ci siamo frizzati. Si è frizzata un'aria serena, un aspetto sereno. Cioè, ma questa è ottata, per dire. No, niente. No. Ok, è ritornato. Vai, Guido. No, secondo me resta nella mia idea Inter, che lo può solo perdere per tante ragioni. La Juve è come un condor, sta lì sull'albero, ha detto se qualcuno fallisce sono io in prima battuta. Il Milan è troppo indietro, e soprattutto Fonseca mi sembra un Benitez, cioè bravissimo. Bella chiamata, però non sta interpretando l'umiltà e la difficoltà di affrontare un certo tipo di partite. D'altronde lui l'ha detto con molta onestà anche dopo la vittoria con il Real Madrid, e però su quelle partite, vedi la classifica qui, che ti fanno perdere punti e ti fanno distanziare poi dalla vetta, e quelle che poi hanno reso grande la Juve, lì non lasciava nulla, non lasciava manco le briciole.
Poi se tu vinci molti scontri diretti, stravinci il campionato, chiaro. Non è che li devi perdere tutti, ma non sei più obbligato a vincerli tutti. Kvara non va, io non sono d'accordo con questo messaggio, voglio sapere cosa ne pensa Guido. Ha fatto 2 errori brutti prima della sostituzione, lo stesso errore, e ci tengo a sottolinearlo per magari qualcuno che si è collegato dopo, stesso errore che fa McTominay contro l'Inter, cioè il passaggio in orizzontale regala la palla all'avversario, dove Kvara fa il recupero. Ma c'è da dire, secondo me oggi Kvara ha fatto un errore, che poi non è un errore, perché poi è facile dal divano, e quindi dico al signor Kvara con massimo rispetto, stiamo giocando eccetera, lì se vuoi, visto l'azione è molto bella, molto raffinata, anche efficace, prova a incrociarla di prima col controtempo del portiere di sinistro, neanche di testa, perché lo puoi fare. Invece lui ha cercato, l'ha spizzato sul primo piano, e primo palo, e l'ha strozzata troppo. E proprio concettualmente che io avrei, dall'esterno, dal Virano, siamo tutti bravi, fatto un'altra giocata, ma stiamo giocando una giocata di grandi difficoltà, e poi lui... vi ricordo sempre quella che è una mia idea, che poi ai giocatori tu... chiedi delle cose all'allenatore, quindi se l'allenatore ha chiesto questo cosa X, e lui di queste 8 cose ne ha fatte 6 bene, che casomai non risaltano agli occhi ai tifosi perché vedono il tiro buono e spumeggiante, ma lui ha fatto altri compiti, la valutazione per l'allenatore è molto buona, per il tifoso che lo vuole nel Kvara, quello che ci ha fatto insomma innamorare certe giocate. In questo momento ne sta facendo meno di quel tipo di giocate, anche se per esempio all'inizio del secondo tempo 2-3 insomma dribbling, e se n'è andato sul fondo, la Roma si salva in calcio d'angolo, quindi mantiene quella qualità balistica, quindi sta facendo delle cose un po' diverse, un ruolo diverso. D'altronde Conte, ragazzi, parte i 2 diciamo sciagurati per noi 0-3 Verona e Atalanta, non ne vuole prendere gol, la squadra non ne sta prendendo, anche perché c'è un sacrificio notevole di Kvara e Politano, c'è da dire. E la coperta è quella, non è infinita, non puoi essere il migliore in attacco, il migliore in difesa, a meno che non nasci e diventi Michael Jordan. In più c'è, io lo dissi subito quando ascoltammo ormai un campionato e mezzo fa quelle parole di De Laurentiis, se Houston non abbiamo un problema, ed era un anno e mezzo fa. Non mi sbilancio come Zelinski, lo dissi subito, perché qua voglio nutrire neanche romanticamente, proprio stupidamente, come se fosse un ragazzino di 9 anni, una speranza, però io lo vedo proprio fuori dal progetto, non progetto tattico, tecnico di Conte eccetera, e questo può diventare un problema, perché ogni settimana si doveva chiudere, stiamo arrivando a Natale, poi si doveva... c'è un contratto di 4 anni, 3 anni, no, fra un anno e passa, va a scadenza, quindi questo perché questa è la terza stagione che conclude, quindi non è più lunghissimo il contratto, ci sono tanti, però i compiti di Kvara quest'anno sono nettamente diversi, i compagni, perché Lukaku non fa lo stesso lavoro che faceva Osimhen, e avere un giocatore come Osimhen, un'ira di Dio, che ti costringe costantemente ai recuperi, perché ci gioca sempre sulla profondità, significa avere spazi diversi, appoggi diversi, linee di passaggio diverso, però ci sono troppi parametri che uno dovrebbe valutare. Poi chiaramente in questo momento è un giocatore meno spettacolare del Kvara che abbiamo conosciuto, questo, ma è meno spettacolare perché sta giocando solo meno bene, o perché ci sono anche tante altre variabili? Questa risposta certa io non ve la posso dare, perché sarebbe solo una illazione. Lukaku, che è un altro tema, ovviamente, perché tu mi parli di Kvara, Politano, Lukaku un po' più isolato perché stanno più dietro, appena sufficiente solo perché ha fatto gol. Personalmente a tratti giochiamo uno in meno. Sì. Troppo poco. Oggi la Roma non è che è stata pericolosissima, però una Roma in difficoltà, una Roma un po' indecisa su da farsi, nonostante Ranieri li ha provati tutti, però portava, a parte l'unica parte dove non dico abbiamo sofferto, ma siamo arretrati troppo, aveva dei giocatori, e quei minuti tu hai visto la Roma ha preso la seconda, la terza e anche la quarta palla, no?
sul Napoli, che insomma non sta proprio messo malissimo in questo momento dal punto di vista fisico. Torniamo a Luca, vai dalla parte opposta, sia perché Kvara e soprattutto Politano giocano parecchio. Politano non dico 20 metri indietro, ma 10-12 metri indietro sta giocando, no, mo non li ho misurati col bilancino. Non è solo un Lukaku meno performante che va troppo facilmente a terra e prima invece non lo buttava mai a terra, però per tratti della partita non abbiamo tanti uomini in attacco, è un altro tema. E invece tu vedi quando il Napoli ha portato nelle partite passate più uomini, è stato più pericoloso, anche perché un minimo di qualità ce l'abbiamo. Anche oggi, no? Comunque il tiro di McMoney è stato murato, non era un tiro brutto quello nel primo tempo. Poi subito dopo ne fa uno ravvicinato vicino al primo palo, che calcio d'angolo, diciamo più corta come distanza. Non è solo quel problema. Dobbiamo capire come si sviluppa. Io spero che il Napoli cresca nella fase offensiva, perché abbiamo numeri veramente troppo bassi. Ci sta salvando una grande difesa e una percentuale che si sta rialzando. Considera la Roma, mi sembra che c'è il 26% relativo di percentuale realizzativa in attacco, che capisci perché c'ha 13 punti. Il Napoli 40, l'Atalanta 46, cioè mostruoso, più dell'Inter. Ti ho mandato un video per farmi perdonare, non solo dalla mia assenza, perché è stato un periodo molto difficile umanamente in queste settimane, ma non voglio raccontare i fatti miei, molto, dove tra l'altro ho fatto tante cose, perché comunque anche se è difficile non è, ed è un regalo che faccio a te per il compleanno alla community, e potrebbe non piacere, però non la troverete da nessuna parte una live che vi fa questo regalo, permettetevi. Prenditi questa parentesi extracalcistica, perché questa è veramente, permettimi, una chicca. Aspetta Guido, però di che devo vedere che si tratta, perché se quell'altro... No, è una cosa poetica, vale. Sono ok. Non ti fidi? No, non mi fido. L'altro era l'altro che mi mandasti, che poi non riuscivo a far vedere. No, sì. Era troppo buio. Sarebbero stati 3 minuti di buio di YouTube, che non è possibile. Boh, questo qua sono 4 minuti. Io non puoi fare anche 1 minuto e mezzo. Non lo riuscirò mai a scaricare in diretta per postarlo. Si blocca tutto. Si blocca tutto. Lo devo rieditare e metterlo in un video separato, cioè non il video separato, metterlo nel video di analisi un momento, perché altrimenti perché mi si muore. Lasceremo in suspense. Credo che non sia mai stato fatto in una trasmissione di calcio far vedere una cosa dal vivo vera, però non voglio proprio dirvi nulla. Che sia anche di buon auspicio, visto che ma non voglio dire manco di che cosa si tratta, però sorpresina per il prossimo video. Olivera fantastico, buona partita di Olivera. Ma a prescindere dalla gamba, la concentrazione, lo vediamo, non so, anche diciamo, come quando oggi Panatta si divertiva, grande commento nella Coppa dei, proprio anche diciamo, la postura sembra un po' scocciato il giocatore dell'Olanda, invece Olivera sembra molto tarato, no? È il soldato, è quello che poi Conte ha detto di Rachmani, che anche ha fatto un'ottima partita. Questa è una di quelle di quei giocatori meno considerati, meno appariscenti, Rachmani, ma il ritorno del famoso difensore normale con accanto uno di grande talento ti rende la coppia affidabile. Oggi Tobic poi chiaramente ci stiamo divertendo, solo un'impressione nel senso visiva dello sguardo eccetera, perché poi quello che conta appunto è la prestazione, la vivacità e tutto. Però quando li inquadrano, visto ormai abbiamo 4K, cioè quindi insomma entri nell'anima, negli occhi, lo vediamo più convinto. D'altronde poi innanzitutto gioca sempre titolare, anche se torna per ultimo, questo penso che male non faccia l'autostima. Prima cosa, le prestazioni sono buone perché poi guardano tutto, e quindi se uno dice Ciazzec non è da Napoli, non è da Napoli, famosa frase che non significa niente. E non credo che quest'anno si stia pigliando dei 4 non è da Napoli, cioè, poi c'è sempre qualche disfattista che si diverte a dare 0, come chi diede 0 a Kubrick, però
nei grandi numeri credo che stia riscuotendo, diciamo, più apprezzamenti che critica. Poi una diagonale non l'ha tolta, ma in realtà quest'anno è cresciuto anche qualche chiusura che prima non era probabilmente nelle sue corde. Non sappiamo se per Conte, perché sta maturando, il campionato italiano ha capito un po' meglio, per l'esperienza ottima come centrale con l'Uruguay, tutte queste tre cose messe insieme. Però, sì. Allora, il discorso sui cross, perché oggi sono arrivati molti cross, sono stati tentati molti più cross, non precisissimi, però Chris ti chiede, notato che i primi cross sono stati tutti all'indietro e non in mezzo all'area, cioè si era lavorato su queste cose? Sì, perché... che poi quello più pericoloso per le difese è di solito quello che può portare più benefici, quando arrivi più in fondo possibile al campo, infatti calcio qualcosa ottieni sempre, anche se non è precisissimo, se non è pericoloso, se riesci a farlo bene, addirittura portando sia un giocatore sul primo piano, un secondo e addirittura il terzo a rimorchio, perché nelle scuole di calcio ti insegnavano che quel costo deve essere fatto così, ma non ti devi allineare con gli attaccanti, perché poi se uno liscia non dovrebbe l'Higuaín sul primo palo, arrivi tu che sei sfalsato nella corsa e nel timing, cioè, non è casuale. Tra l'altro forse il cross, non stiamo sminuendo Di Lorenzo, dove la difesa ha più colpa è quella del primo gol, perché nell'arietta piccola sia il difensore che il portiere perfetti non sono stati, però diciamo lui l'azione è stata semplice ma incisiva. Passaggio Di Lorenzo l'ha fatto dove doveva essere, perché quella diventa la zona nevralgica, quella è quella a cavallo della linea dell'area piccola, ti crea, perché sono 5 metri e mezzo, sembra piccolo il campo, ma ragazzi il portiere non può andare troppo avanti, perché sennò prende il gol come il gol che abbiamo preso. No, il secondo gol di Rabiot di testa, uno dice errore là, no, è perché parabolare quel tiro di testa. E la ragione per cui il portiere non può giocare sempre davanti, altrimenti ogni tiro non riesci a riprenderlo sotto. Sembra una banalità, ma chi ha giocato veramente in porta sa, perché si facevano i segni prima, la famosa, è vero, la bisettrice, e quella posizione è ovvio che tu più avanzi, più chiudi è banale, più chiudi lo specchio, però sarebbe facilissimo che avanziamo tutti i portieri, ci chiamo lì, però la porta è ampia e alta, e il tiro spesso è aspiramente, quindi diciamo, quella è la zona di confine che ti può creare un imbarazzo, esco, poi se esco devo uscire veramente bene, perché se la liscia è gol, no? Un po' più dentro, più rischioso. Però probabilmente è una cosa che hanno studiato in allenamento, perché oggi ne abbiamo avuto un esempio da 3 punti, come un tiro da 3 punti, perché se fatta bene con continuità, ti può portare un secondo tiro, può portare un calcio d'angolo, ti può portare anche un gol, ti può portare comunque che metti sotto stress la difesa e casomai fai un gol dopo di un'altra natura, però tu sei stato incisivo per quei 15 minuti con azioni più pericolose rispetto a altri blandi, quindi bene secondo me. Esatto, questo è un altro tema che si ripete sempre tra i tifosi. Neres perché non al posto di Politano invece che al posto di Kvara? Conte è stato molto chiaro, cioè più che dirlo e ripeterlo non possiamo fare. Vedo Neres al posto di Kvara perché fa un certo tipo di lavoro che Politano gli garantisce, e che se deve sostituire una volta è Mazzocchi e una volta è Ngong, ma Neres non lo vede fare quel lavoro là. Diciamo i tifosi, gli analisti ormai bellini hanno, diciamo, ragione, soprattutto se pongono domande educate e logiche. Noi però abbiamo un limite gigantesco, enorme, che non vediamo gli allenamenti e non sappiamo quello che viene provato e quello che viene chiesto. Cioè ci vengono raccontate storie, attenuti a mezz'ora dal porto è stato detto questo. Allora se siamo così bravi a raccontare che gli ha detto questo e questo, però niente. Quindi noi non lo sappiamo. Quindi non sappiamo nemmeno nello scacchiere mentale di Conte, perché non è che tutto sarà disastroso. Tu dici facciamo la bilancia, no? Qua bene, qui bene,
pari e patta, no. Vediamo la partita. Nella partita ovviamente valutiamo le giocate del Napoli e possiamo avere dei dubbi. Se qualcuno di noi segretamente vedesse un mese di allenamenti, sicuramente capirebbe meglio certe situazioni che non sono strampalate. Cito la fonte: Tancredi Palmeri ha polemizzato dopo la partita, ha detto vorrei conoscere i retropensieri di Conte dopo che Lukaku non è stato espulso. Vabbè, passa oltre, vabbè. Ti ricordi che straordinario Crosa quando imitava Mourinho, boom, che premeva alle donne? Passa oltre. Siamo oltre. A sinistra sparisce Neres. No, ma passa oltre, Valerio, non perché noi siamo molto precisi. No, io già perché l'ho spiegato. No, passa oltre perché no, cioè determinati personaggi no. No, ma sono il più famoso, ma no. No. Siamo fuori ogni sospetto, perché è proprio una cosa che ho voluto dire a inizio. No, ma non mi piacciono quelle polemiche, chi nega. Oggi il calcio, che ha molti limiti, è molto indietro rispetto a tanti sport da tanti punti di vista. Questa è una cosa che l'ho detto anche delle riprese televisive, eccetera eccetera eccetera, però con tutti i limiti e dei difetti e delle cose là, abbiamo comunque la certezza sul 90% delle azioni. Ci possono essere azioni difficili, veramente borderline, perché non avrai mai l'inquadratura perfetta, però per esempio le simulazioni sono impossibili e io trovo assolutamente ingiustificato che colleghi poi vedano delle cose in maniera totalmente opposta di quello che è la verità, le immagini. Hai addirittura tifosi che riprendono in 4K, mettono i loro video e vedi da una posizione che non è quello ufficiale, però quello è il calcione che hai preso. Cioè, quindi negare delle cose evidentissime con riprese ad alta definizione da più inquadrature non è né divertente né stucchevole, cioè, e porta il calcio a essere ancora più arretrato. Noi dobbiamo guadagnare spazio e tempo rispetto a chi, cioè, in questo momento storico il tennis, non solo italiano, è tremendamente spettacolare perché ha raggiunto un livello di bellezza di gioco, l'ha sempre avuto, però è proprio quasi uno sport estremo. Permettetemi, diciamo, un termine volutamente barocco, perché cioè, la seconda palla di servizio è una prima palla di servizio di un campione di qualche decennio fa, ma non è quello. Gli scambi, quando vedi quegli scambi che ne so 2 a 5, 6 colpi, sono eccezionalmente lunghi perché si va a velocità pazzesche e a una distanza dalla rete che ormai quasi ogni colpo la lambisce. Non è solo la forza, la velocità, la precisione, l'angolo di traiettoria della palla, anche l'altezza della palla, tutte queste cose qui. Quindi si è evoluto tantissimo, come è giusto che sia, gli allenamenti, le tecniche, i materiali, eccetera eccetera eccetera. Ecco, il calcio si è evoluto. Sono diventati più forti i giocatori? Sì, più muscolosi, come si chiama, eccetera. Però le partite sono più brutte. E non perché uno è nostalgico degli anni '80, perché vedi delle partite troppo spezzettate, giocatori che spesso veramente stoppano troppe volte male la palla, e cioè quella è la base, lo stop, te lo insegnano quando fai la prima scuola calcio, cioè, troppe simulazioni, e poi tu rivedi l'immagine e tu dici ma non ha manco non toccato in faccia, manco alla spalla, eccetera. E queste cose è chiaro che l'arbitro in campo ci casca, però se tutta la stampa unanime di qualunque squadra incominciasse a affrontarla con una serena criticità, dopo 2 stagioni vedi come, a prescindere dagli arbitri, dalla munizione eccetera, un po' cambierebbero le cose. Allora questi personaggi che vedono il rigore in una maniera piuttosto nell'altra, simulazione, lo stanno favorendo, perché poi ci sono un sacco di persone che credono che quello non è rigore, che quello non è simulazione. Invece noi abbiamo preso questa posizione: qualunque simulazione, che sia Mertens, che amiamo, e che sia Pinco Pallino, non ci piace. Punto. Non ci piace, e lo diciamo tranquillamente. Tra l'altro non è che lo diciamo perché siamo bravi, perché le immagini lì possiamo dire stanno a parlare, senza possibilità di equivoci. O no, Valerio? Assolutamente. Secondo me andrebbero trovati equilibri diversi, ad esempio abbassando McTominay e alzando Politano, in modo che Lobo e Zabbo vanno a raddoppiare sugli esterni avversari aiutando i terzini. Cosa che Conte ha detto, se non si abbassa l'esterno, si aiuta un mediano. Tornando al calcio, è una notazione tattica vera.
Sì, soprattutto con uno Zambo in questo stato di forma. Che è ritornato tutto sì, campo. Nel senso che in astratto è giusta, ma se passeggia come l'anno scorso, no, anche là. E quindi, come ci sta piacendo, sì, perché ha le qualità per essere incisivo e pericoloso, e perché così mantieni la copertura, hai quel famoso centrocampo che gira, che non è più come un tempo. Sì, no, è giusto. Questa è una affermazione potenzialmente giusta, ma tra l'altro tu giustamente facevi notare, troppi giusti, ho detto, però è giusto che lo stesso Conte ha detto che va fatto. Esatto. Con la classifica, Guido, come siamo messi? Benissimo. Siamo ottimi. In linea. Dobbiamo però continuare così. Vi ricordate Kvara insieme a Mario Rui, scarso in fase difensiva ma offensivamente con lui a sinistra, sì. Kvara era devastante, Olivera è forte difensivamente, nullo nella fase offensiva. Che invece era il contrario prima, era nel senso comunque le scaloppate le faceva, poi non sempre incisivo, però aveva quella gamba per arrivare fino in fondo, più di Mario Rui che si fermava, il suo crossettino, l'1-2 eccetera. Ma sempre quel discorso che non tutti sono Michael Jordan. Probabilmente questa attenzione tattica in difesa, poi non sappiamo i compiti che ha, no? Lì Bologna in 10 sto leggendo, quindi... Bologna in 10 dal 35esimo, Lazio sta cercando... Però sì, cioè, si faceva notare l'anno scorso anche qui a volte che il rendimento di Kvara poi non era sempre vero, però qualche volta sì, cambiava in meglio con la presenza di Mario Rui, eccetera. Però c'è anche da dire che l'Olivera dell'anno scorso è un po' sbiadito rispetto a quello di quest'anno, quindi vediamo. Stanno giocando più indietro e Kvara parte parecchio più indietro. Ricordate Marek che segnava sempre in doppia cifra, andava nel Napoli, incominciava a scendere sopra doppia cifra, e non è perché non sapeva calciare più a pallone, perché aveva resato parecchio il suo raggio di azione. E mi ricordo proprio forse una partita col Cagliari dove io stavo guardando con mio padre e ho detto oggi Marek segna perché sta iniziando da 20 metri più avanti, pum, e fece il college. Allora nel frattempo io lancio anche in chat il link se qualcuno vuole entrare per salutarci, per fare una considerazione, per bere un bicchierino, perché poi volevo bere un bicchierino con voi. La ricordo per chi non l'ha, è non un gioco, è un calcolo, perché non è una sciocchezza, chiaramente è un calcolo, diciamo, suscettibile di essere perfezionato, e chiaramente che non è valido sempre, perché tu devi vedere anche il campionato come si sta svolgendo. Abbiamo diviso in due squadre per me, le 7 sorelle meno una se stessa, il Napoli, e gli altri 13. Con gli altri 13 il Napoli non può andare sotto rispetto a questo standard, 10 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Purtroppo la sconfitta già se n'è fatta subito col Verona. Facciamo gli scongiuri, tanti 2 pareggi no, e se ne fa una è meglio, però ho detto deve fare almeno 10 vittorie e 2 pareggi. Con le 6 sorelle, perché se stessa no, deve fare 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Ha vinto con il Milan e la Roma, no? Ha perso con l'Atalanta, ha pareggiato con Juve e Inter, quindi è perfettamente meglio. Tendenzialmente, chiaramente io non tifo per mantenere questa classifica, può perdere con la Lazio, no? Però meglio di no, soprattutto per come si è sviluppata la classifica. Perdendo con la Lazio, ma mantenendo la classifica Guido, quindi almeno quelle 10 vittorie lì, si troverebbe 40 punti sani nel girone di andata, che sono tanti, quindi per ora bene, niente trionfalismi, ma assolutamente sereni, niente panico, perché non dobbiamo recuperare, cioè abbiamo 2 pareggi in più, dove li prendiamo? Tra l'altro meno diventano le partite e più stai avanti con la classifica Guido, se tu ti fai subito 2 pareggi, vi ricordate l'anno di Spalletti? Ero un po' preoccupato perché fece quei 2 pareggi, Fiorentina e Lecce, però poi boom, fece 11 vittorie. Allora, poi non puoi più sbagliare. Allora, più tardi arrivano quelle partite dove fai meno punti e chiaramente meno tensione avrai, perché non devi recuperare. Quindi in questo momento non solo siamo in media, però abbiamo un discreto margine addirittura per fare anche un punticino in più, che è tanta roba per il girone di ritorno. Non vedevo, ho fatto entrare il buon Fabio Versati, l'ha detto stampa, ho aggiunto anche Alessandro che vedevo in preview, ma non vedevo solo schermata nera
nello schermo, quindi ci riproviamo Gottore. Per esempio, ragazzi, con la Lazio cancellate, segnato la Lazio, Guido, volevo subito si è annullato con la Lazio. Cancellate Annullato. adesso un attimo questo calcolo. Con la Lazio è fondamentale non perdere, non farla scappare, perché se tu sarai, speriamo, ancora avanti alla Lazio, il pareggio con la Lazio, perché io nella mia mente troppi numeri, cioè, non è solo un pareggio con la Lazio, non ti può scavalcare, eccetera, è importantissimo, ma se tu devi fare 2-2-2, ne hai fatti 2-3-1, è buono, no? A un certo punto, quando le partite si diventano poche e tu stai sopra la media, poi nel giro di ritorno c'è l'altra classifica, Guido, quella in fondo, significa che determinati pareggi pesano come vittorie, perché non avranno più, passi il tempo, più il margine, le squadre non puoi dire non sono finite le partite, ne mancano 5, anche se le vinci tutte, quelle che perde non ce la può fare più. È come l'anno scorso ci siamo passati dall'altra parte, no? Che si sperava e vi feci tutti i calcoli, raga, no. Quindi manteniamo questo, cioè la regola è manteniamo questa cosa, gli altri ci possono ridere, come si chiama, ma manteniamo. E poi c'è l'aspetto psicologico, ragazzi, cioè oggi la sconfitta della Roma psicologicamente per loro non sarà facilissima, tanto è la terza di seguito, se la mia memoria ormai vecchia e stanca, non ricordo mai, 3 sconfitte di seguito, le squadre grandi difficilmente lo fanno, quindi significa che è veramente una stagione in crisi. Sì. Di solito anche statisticamente tu non ne perdi 3. C'era un'altra cosa no, che poteva giocare a nostro sfavore. È difficile che la Juve perda 3 partite, è successo un anno, però è un unicum. Sì, significa veramente che ha un peso specifico enorme quella vittoria. Allora, oggi la Roma anche il pareggio lo poteva fare. Mettetevi nella testa di un giocatore che ha perso 3 partite, ha cambiato 3 allenatori in 12 giornate, perché oggi non è che la prossima tu la giochi calcio e champagne, intanto la giochi con la paura di non perdere. Ma intanto è Atalanta, Guido, la prossima. Roma-Atalanta la prossima. Quindi anche se vedi la famosa classifica guida, anche se la Roma vince, c'hanno il Tottenham pure, cioè il Tottenham giovedì, esatto. Sì, in Inghilterra. Fabio, se la Roma vince, perde ok l'Atalanta, però giocheranno anche il Napoli, tutte devono perdere, non credo che tutte possano perdere, quindi almeno una. E c'è Fiorentina e Inter pure, però c'è pure Fiorentina. E quindi già una non potrai esatto, che è perfetto. Questo è l'esempio perfetto per spiegare il fatto di quando ci sono troppe squadre davanti. Nel frattempo la Lazio il gol dopo quello annullato, l'altro l'ha fatto con Gigo signor. Gigo dannata. E quindi abbiamo sempre quell'81,84 come media Champions, cioè, non solo non peggiora, ma Guido, soprattutto te l'ho scritto oggi a te, in previsione, cioè rischiamo veramente di chiudere il girone d'andata 46 / se il Napoli continua 47, perché ha un punto in più alle altre. Lo devo firmare. Sì, ma ho capito, però parlo in previsione, sa. Quello che va è che qua non stiamo dicendo che noi non vinceremo, vincerà un discorso un po' più raffinato, stiamo dicendo che tu la devi guardare altro, come diceva Mazzari, la classifica, perché la classifica ti detta anche l'obbligo di avere un certo ritmo, o piuttosto dice io posso anche concedermi addirittura di scendere sotto la classifica Guido, perché si sta andando talmente piano. Famoso anno che il Napoli ha vinto per distacco, si sono verificate 2 cose: non solo il Napoli ha vinto per distacco, a parte che gli altri hanno incominciato a rallentare, sfiduciato, e quindi la quota Champions più la squalifica della Juve è stata poco sopra i 71-72 punti. Cambia molto, quindi la classifica non la guardo. Ci sta il poter dire oggi il Napoli doveva vincere per forza, cioè quando incontri questa Roma in questa fase devi vincere per forza, perché là è squadra piccola, è come se però è pericolosissimo il discorso che stai facendo tu, perché vincere per forza è quello che non piace a nessun tipo di allenatore. Poi no, ma lo so, però hai capito, è per inquadrare il famoso discorso del quando. Cioè, stai affrontando la Roma adesso, non puoi staccare, staccare questa qua. Con questa Roma non lo puoi.
perché sono veramente devi approfittare del momento, del loro momento, battere il ferro finché è caldo. Loro erano già belli perché di solito il Napoli abbiamo sempre il fatto che facciamo resuscitare tutti quanti, capito? Ricordi con la Juve, col Parma, quando fu che non l'hanno resuscitata, chi sticai, capito? Raddoppio della Lazio, ci fanno sapere. Quindi salutiamo il maestro italiano, 18 punti. No, ma ragazzi, la classifica non vedete solo il fatto della quota Champions, è sempre più imbarazzante, cioè ci sono tot squadre, il resto non ci interessa del campionato, se la vogliamo rendere per quanto riguarda la corsa scudetto e la corsa Champions, sì, possiamo dire in questo momento è estremamente avvincente, perché dalla Lazio al Napoli c'è un solo punto, è bella, però non è manco corretto che tu ti disinteressi come presidente di Lega, presidente di 15 squadre del campionato italiano. E parlo da sportivo, poi diciamo ma tanto tu ti fai solo Napoli. Sì, ho capito, però da sportivo non è bello, e la tendenza anno per anno, perché ve lo sto dimostrando con i numeri, invece è sempre questa, sempre più bassa. C'è la discriminante, lo notò subito Valerio, che non abbiamo la Salernitana, nel senso ultimissima in classifica staccata, perché il Venezia si sta difendendo con onore, quindi in realtà ha un solo punto dal Monza, che ha fatto una grande stupidaggine a far andare via Paladino. Quando il Sarabia ha fatto quel cross con la trivela ho sudato freddo, ci dice Passecce, c'è stato un momento che poi è Sarabia, io pensavo addirittura stesse provando il gol con la trivela. Esatto. Però Valerio, poi lo segnaliamo ai nostri amici, questa è una di quelle azioni, possiamo vedere anche per gli avversari il massimo risultato. C'è stato un bel passaggio filtrante, pericoloso purtroppo per noi, però secondo me non ha rischiato di prima il passaggio, anche all'Ano Luca, la Magic, e ha concesso al difensore del Napoli, che ha chiuso subito, pulito su uomo, togliendo spazio e il filtrante su Dovic che ce l'aveva sul destro. C'è prima quello che poteva essere molto pericoloso, e quindi c'è stata quella frazione di secondo, è costata, buon per noi, una chiusura pulita, preventiva. Poi l'azione si è sviluppata e sì, c'è stato quel passaggio alla trivella di esterno, però molto difficile, perché ragazzi, se ti riesce bene, lì hai una sensibilità di piede, è risultato un po' lungo e un po' in ritardo, due giocatori della Roma. Se riesce, però non si cambia Sharawi, diciamo così. Ci siamo perso l'uomo che è entrato bene in area, buon per noi, stiamo parlando di raffinatezza, perché ci sta che tu un attimo la controlli e subito là. È buon per noi che comunque abbiamo chiuso. Vedete l'importanza di avere certi meccanismi, anche la pazienza di costringere a giocare su una seconda, una terza palla. Dobbiamo però essere bravi a non farti giocare la seconda e la terza palla. Però è un'azione, ve la segnalo, cioè, insomma, l'avete vista, però come studio dei nostri veri analisti, ho detto, è interessante come caso studio, perché sono due azioni dove teoricamente non c'è stato niente di sbagliato, perché secondo me sono le due cose a percentuale, soprattutto il primo passaggio a percentuale più alta. È solo una questione che non tutti nascono Maradona, che faceva quello che voleva col pallone. Insomma, la Lazio non molla, la classifica è sempre rimane corta. Guido, sto vestito bene, visto stasera, l'ho fatto proprio perciò sono entrato, maglia nera, muro bianco, proprio per farti capire che sono in perfetto stile. Non hai ancora perso, però hai 7 pareggi. Teoricamente non ne dovresti fare più di 10-11, ti dico. Teoricamente. E poi ritorniamo all'annata di Conte, quella là della vittoria di tutti i pareggi. Però non ha mai perso, quindi bisogna vedere se appena la Juve perde alcune partite, allora quei pareggi diventano pesantissimi. Se non perde mai, si dicono che sono sconfitte trasformate in pareggi, diventano invece per loro in senso positivo pesantissimi. Come cambia, no? la percezione e il peso come punteggio in positivo e negativo di un pareggio. A parte, però insomma la Juve ha tanti pareggi, però è anche l'unica a zero imbattuta. Infatti dobbiamo ringraziare la partenza pessima dell'Atalanta, perché veramente è stata pessima. Ma che è? 7ª vittoria consecutiva, sono tante, una però a 4 sconfitte, Guido. A 4 3 sconfitte, 3, già sono tante però, ma
è condannata a vincere l'Atalanta, capito? Sì, che è condannata a vincere. Vabbè, però l'Atalanta io la vedo in grado di poter compiere imprese abbastanza, come dire, sorprendenti. A me, soprattutto quest'anno, l'Atalanta dà delle vibes un po' particolari. Senza dubbio. Ovviamente c'è prima il Torino, ma c'è il tema a noi caro di affrontare la stessa squadra 2 volte consecutive, come ci è successa con il Milan. Ricordiamoci che con la Lazio dovevamo giocarci 2 volte a distanza di 3 giorni in 2 competizioni diverse e in 2 stadi diversi. Ma soprattutto speriamo di non andare ai supplementari, vale? Se o dobbiamo o usciamo o vinciamo, capito? Quella è la cosa più importante. Sempre con loro te la devi giocare. Però vale comunque dopo, perché dopo la Napoli-Lazio abbiamo un'altra bella partita tosta. No, ragazzi, prima c'è il Torino, non... prima il Torino. Sì. Io ho detto che avrei gradito 7 punti in queste partite, no? Tra Roma, Torino e Lazio. Non guardo la casacca, perché non ho mai fatto quella cosa. Con l'Udinese si vince, con la Juve a Torino si pareggia, quelle cose là, a parte che portano male, però non funziona così il calcio. Giochiamo col Torino prima. È vero quello che dite voi, tutti quanti, che proprio storicamente non è mai facile affrontare la stessa squadra, Coppa Italia o addirittura Europa e poi campionato a distanza di pochissimi giorni. Capiremo molte cose in quelle 2 partite, molte. Intanto uno dei cavalli di battaglia sia di De Laurentiis, Conte non ha mai vinto la Coppa Italia, quindi capiamo se c'è una sorta di anche inconscio patto tra allenatore, la molliamo, eccetera. Io però sono più per vincerle tutte e 2, mi darò una banalità, nel senso che non amo molto che tu dici perdi, crei, soprattutto con la stessa squadra, crei dubbi, incertezze, però insomma, io parlavo di 90 minuti, ho detto è meglio evitare i supplementari, altrimenti poi giochiamo con l'Udinese di sabato alle 6, capito com'è? Certo. In campionato è chiaro che in questo momento il Napoli in campionato ha una posizione invidiabile, ma non di grande margine, perché non ha un punto di vantaggio sulla seconda, ha un punto di vantaggio su troppe squadre, quindi una classifica dove tu basti che sgarri una partita e torni sesto, per dire, insomma, non è... Però, insomma, ha tanti punti, cioè la classifica è corta, però intanto hai quasi 30 punti, quasi più di quanto abbiamo fatto l'anno scorso. Significa che tu puoi inciampare, ma se fai bene le ultime 4 puoi portare altri punti a casa, cioè arrivare a quei 40 però una partita alla volta, proprio perché tu non hai obblighi De Laurentiis, tranne quando qualche allenatore l'ha vinta, ma più che altro per salvare Mazzarri, Gattuso, un po' tutto. Non ci ha mai creduto, non è uno dei suoi obiettivi, ha sempre sparato a 0 a Coppa Italia, favorito anche dal fatto che tutti colleghi una coppetta, io le voglio vincere, gli altri, quindi non è un trauma. Conte mi sembra che con l'allenatore della Juve o dell'Inter non l'ha vinta, sarebbe anche carino che lui vincesse subito questo trofeo, e tra l'altro ti permette di andare in Supercoppa, quindi giocare un altro trofeo l'anno prossimo sicuro, però vediamo con calma, vediamo anche chi fa giocare, perché insomma ragazzi, la verità è che nonostante tutte le favole che sono raccontate, ci sono dei giocatori del Napoli che non hanno vinto, Rafa Marin siamo arrivati e mi sembra a 0 minuti. Il commento memorabile, che adesso partono le animazioni quando esce un commento memorabellino, non l'avete capita? No, io leggevo tra Baroni e calcio di alto rango, va bene. Bellissima. Bravo Luigi. Tra l'altro noi a Baroni gli vogliamo bene, sempre il gol di te. Tra l'altro segna di testa contro la Lazio. Segna il tricolore del Napoli. Andate a controllare se sto dicendo la castroneria. Quel Napoli vinse tutte le partite in casa tranne un pareggio con la Sampdoria, con il famoso gol di testa a raso terra di Maradona, è vero. Quindi non solo fu un gol scudetto, ma un record del campionato, 18 squadre,
che non è stato a 18 squadre, che non è stato mai superato, vince 17 partite su 18 in casa con un pareggio, quindi il Napoli completò il campionato da imbattuto in casa con il gol di Baroni contro l'Arsenal. Comprato a novembre, tra l'altro, Guido Baroni, sì, quando il mercato era... C'era una domanda su Leclerc, io non seguo, però se Guido voleva parlare del litigio, quindi io non ho proprio idea, possiamo fare un extra calcio. Non ho visto, perché poi capirete perché, dove sono stato finale 3, la sorpresa che volevo fare voi, che è una chicca, almeno vi dico che non c'entra niente con il calcio. Io faccio parte di una fondazione che è a tutela di Michael Knight, lo dobbiamo chiamare a Guido. Quindi questa, vedete, me la sono persa, ve lo dico con molta serenità perché me la recupererò. Non ti sei perso però la situazione del Manchester City? No, dopo il rinnovo di Guardiola, non come avevamo detto di un anno, di 2 stagioni. Rinnovo di 2 stagioni. Quindi non è la fine del ciclo, cioè ancora saldamente in sella, ma il Manchester City è arrivato, mi pare, a 5 sconfitte consecutive. Sì, non è mai successo nella carriera non del Manchester City, di Guardiola, che è bella tosta. E l'ultima è stata pesante perché 0-4 proprio con il Tottenham che adesso dovrà affrontare la Roma. L'anno scorso ha vinto uno scudetto di forza e di potere, anche perché comunque l'Arsenal, a parte un po', non voglio di inesperienza, di malizia, di tante cose, però un ennesimo pareggio, Guardiola diede quel messaggio, come dico, che è anche psicologia. Io oggi ho capito, andò in conferenza stampa, che noi vinceremo la Premier, non credo che lo possa dire. I cicli finiscono, c'è anche bisogno per il City di proprio uno svecchiamento della rosa, e non è facilissimo quando hai rose costosissime, per le ragioni che noi conosciamo bene, perché poi tu quei giocatori o li porti proprio a scadenza usura o hanno 2 squadre al mondo dove possono andare, perché non è che ne hanno sempre, se non vogliono ridursi al massimo. Però è chiaramente un momento di crisi, perché poi tra l'altro quelle squadre e con le sue squadre già 2 sconfitte di seguito è una notizia, non sono tante, e tra l'altro in maniera roboante, perché non è che dici 3 partite 1-0 e sbagliato il rigore, sì, è un periodo sfortunato, no, cioè sono proprio nette come sconfitte. Da sottolineare anche i risultati abbastanza positivi di Nottingham e Brighton. Giusto. Che non si stanno comportando male. Sì, è che il discorso, che tra l'altro in questi anni c'è stato un dominio abbastanza stucchevole del City, no? Perché non è che hanno vinto tante squadre. City che ha tolto degli scudetti al Liverpool, quelle sono, però non ha perso appeal. Questo fatto che tu hai delle squadre gloriose, il Nottingham è stata una squadra gloriosa tantissimo tempo fa. L'Aston Villa, no? Che si sta, anche se ultimamente Meri sta battendo in testa, no? ti testimonia che poi mantiene il suo interesse, no, questa è una schiacciafassi il Liverpool, e ti dimostra di quanto è importante avere quelle società che hanno idee chiare, chiarezza quanto sono stati bravi nella, chiamiamola, transizione calcistica manageriale, no? Il passaggio da Klopp, mica è facile, Klopp è un gigante, no? E molti dicono non sarà facile, eredità, invece boom, tra il Champions League e il campionato, boom 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 boom, perché tu l'hai costruito prima, poi chiaramente hai una squadra forte, una struttura forte, una rosa forte, eccetera, eccetera. Però tu sei quel passaggio dove Klopp invita i tifosi ad accettare il nuovo tecnico e già quasi lo accompagna idealmente. Mi piace pensare che sia stato fondamentale, cioè che faccia parte di tutto questo. Però la percezione cambia, Guido, è come se giochi contro, per fare un esempio anche non calcistico, contro Sinner. Cioè, capito? Tu dici parto sconfitto per forza contro questi qua. La stessa cosa penso era il City degli anni scorsi e il Liverpool di Klopp. La psicologia fa molto, fa moltissimo. La percezione proprio, infatti. Considera per esempio pure nel mondo degli scacchi, che c'è Magnus Carlsen che ormai continua a incutere timore anche a futuri campioni del mondo che saranno. Ma lui ancora adesso, per esempio, negli scacchi domina ancora, nonostante sia già ormai verso un'età
di declino, diciamo, della sua parabola. Perché? Perché anche i giocatori super fortissimi, quando giocano contro di lui, avvertono quest'aura immensa di potere e partono. E questo è il punto sempre di avere Kai Gusto e magari o avere McTominay. Diciamo, Maradona ha avuto un sacco di limiti umani, no? Che lo rendono il più divino degli esseri umani, ma non per retorica. È proprio così, cioè, se tu devi pensare a un essere umano che è più vicino all'idea di una divinità, e lo dico con un peso specifico enorme, non da tifoso, cioè, l'abbiamo già narrato questa cosa qua. Di fatto Maradona ha vinto 3 mondiali di seguito. Non sempre di fatto uno l'ha vinto di fatto, quello pazzesco dell'86, il secondo l'ha vinto di fatto, quello Italia 90, cioè gli fecero di tutto in finale di più, e poi quello quando lo squalificavano hanno detto non è detto, però quella era un'Argentina più forte di quelle che il contraccolpo fu enorme, diciamo 2,5. Tu prova a pensare gli anni di Maradona, togli Maradona al Napoli e mettilo alla Juve. Quando l'ha battuto con la Juve? No, cioè lo dovevi sequestrare tipo 'ndrangheta, diciamo lì. Allora, tu hai vinto con squadre anche dal punto di vista della tradizione, il potere politico che ne dicono adesso, la diceva, che erano delle Cenerentole, cioè sì, Napoli di Sivori, cioè, ma non hai mai vinto, è difficile quando tu non hai mai vinto. E la psicologia, mi ricordo quella famosa settimana dove tu dovevi incontrare 2 super squadroni, tra cui il Milan e in mezzo c'è la partita col Bordeaux, no? E c'era già allora questa narrazione, una settimana difficile, dissero che avrebbe perso, il Napoli è già in crisi, e Maradona c'era uscì con una frase, andate a trovare, no? Che avrebbero vinto tutte e 3, e diede questa convinzione a cui col Milan, che l'anno prima ci aveva tolto lo scudetto, quindi non era scontato. Quando lui non disse niente, poi a un certo punto, prima di lasciare l'intervista, dopo la terza partita vinta, lui si ricordò, doveva essere, io non so imitare la sua voce pseudo-argentina meravigliosa, una settimana di fuego è stata una settimana di acqua. Ti fa capire bellissimo. È storia, cioè, sì. È come quando qualcuno ci canta la Filastrocca e Napoli deve giocare il ciclo di ferro. 4 partite, 7 punti. Voglio dire, mica male, come diceva lei. Mi ricordo mica male. Una delle prime volte, Valerio, ma se si riuscisse a ritrovare quelle immagini, perché prima non si facevano vedere, le immagini adesso insomma sono per contratto, no? Quando i giocatori entrano nei dispositivi, quindi le giovani generazioni addirittura non se le vedono nemmeno perché non ha nessuna emozione, ed era una partita con una strisciata, e tu vedevi i giocatori del Napoli tra il pensiero, non dico impauriti eccetera, arriva Maradona 1,68, ve lo ricordo, cioè non un gigante, passa, è come se fosse, ma è vero, qualcosa che ti trasmette la sua forza, incomincia a toccare il petto a tutti quanti, che tu stai così, vinciamo con quella squadra che era la Juventus, ma è una cosa eccezionale, cioè ci sono certe persone che hanno un talento incredibile, piedi incredibili, cioè, ok, però è anche psicologia, altrimenti ci sono dei giocatori di talento, non arrivi a quei livelli, noi stiamo parlando dei massimi livelli, ma ne abbiamo tantissimi esempi nello sport, di giocatori che hanno avuto talento nel calcio, nel tennis, per esempio, che non sono diventati campioni, cioè chi vince, perché poi ci serve Insigne. Balotelli, cioè Balotelli proprio di Guido, ci può dire dell'ultimo forse in stile Diego è stato Don Iniesta? In stile, sì. Dico. Ecco. E la psicologia nello sport è fondamentale, perché dà forza alla tua squadra e toglie forza agli avversari, tutte e due le cose. D'altronde ci sono libri e libri e libri. Vabbè, Sinner però mi hai fatto un esempio non avevo notato fuori non avevo notato che era Balotelli nell'avatar di Pasta e Ceci. Tra l'altro, comunicazione di servizio, Balotelli è entrato all'89esimo, quindi con Vieira cambia la storia. E 35 secondi ammonito. No, non è stato ammonito, questa è la novità. Allora è una notizia, perché non ha avuto il tempo di farsi ammonire.
No, Guido, ti ho fatto l'esempio di Sinner perché sembra quasi che gli avversari, sì, vabbè, devono fare la partita, perché però già proprio, capito? Non voglio dire timore, però no, ma nel senso che non va in difficoltà di testa, poi è un essere umano, non mitizziamo, anche Maradona è morto male il nostro amato, che domani è il suo anniversario, attenzione, quindi non è nessuna punto retorica, però perché tu, per quanto quello è bravo a 6 su 7, da 3 eccetera, poi tu l'ultima palla la dai a Jordan piuttosto che a quell'altro, perché quella palla non vale il 6 su 3. E tu hai Nando Gentili, la famosa finale con Milano gara 5, non aveva una bella percentuale da 3 fino a quel momento, ma ti mette quelle, tra l'altro, 2 bombe pazzesche, una palleggiando, uscire, lui era mancino, cioè coefficiente di difficoltà prima di Steve Curry, quei tiri non si faceva, pazzesco, ma lui ti mette 2 bombe nel finale più un tiro, fallo e canestro eccetera, non conta la percentuale che aveva in quel momento, conta la forza, il carisma e il sangue freddo. Allora tutta la vita tu poi l'ultima palla la dai a MJ eccetera, perché pesa di più, perché è un campione, pure lui li ha sbagliati gli ultimi tiri, però vince pure 6, quindi andiamo avanti. Vale, indovina chi ha segnato, Vale? Ha segnato il mio pupillo delle Bascine. 3-0 per la Lazio. Italiano si è squagliato. Meno male che ci hanno scansato Guido con l'italiano, mamma mia. No, mi spiace per colleghi che ha detto no, ma voi non capite niente, cioè, non è, attenzione, lui sta nel Bologna, che è una realtà ovattata, bellissima, una città spettacolare, clima meraviglioso, non hai nessuna esigenza di vincere nulla, gli hanno venduto anche il gioiello, quindi cambia molto di avere una pressione mediatica, di fare almeno 24 vittorie, quanto ne dobbiamo fare noi, per dire che dico a Frank, se ti riferisci all'albero di Natale editore, può essere, perché vedo le luci. No, ma non è l'albero di Natale, se non sbaglio ha un LED sulla scrivania. No, la mia compagna ha deciso che voleva fare l'albero di Natale. La stessa cosa, mia moglie pure l'ha fatto 3 mesi fa praticamente. Cioè, ma perché la voglia di festeggiare la cosa. Amore, portami un whisky. La mia compagna adora l'albero di Natale, adora Natale, quindi lei Natale! Cioè, subito dopo Halloween per lei già inizia Natale, capite? Bravo, si salta Thanksgiving perché non si mettono cose di Thanksgiving e si passa subito al Natale, sono d'accordissimo. Ci sono anche i bassi lì, tutto. Quindi Halloween già azzeccava a te, Vale, perché l'albero a luglio Halloween non è una festa. È comparso veramente troppo presto, però è bellissimo. C'è le arance sull'albero, Vale. Vincenzone, come stai? Mi hai spiazzato. Comunque no, sto bene. Diciamo che non potevo andare per via, non potevo andare allo stadio. Mi è dispiaciuto, ma i mezzi pubblici, non ero sicuro che potevi tornare. Non me l'hanno voluto fare, non mi hanno voluto fare. No. 51.000 spettatori anche oggi, Valerio. Quanti? 51.136. 186, scusa. Sì. Did I make enough to order dinner? Senti la domanda della moglie. Se ho fatto abbastanza donazioni per ordinare la cena, siamo a livelli proprio... sì, sono stati molto generosi. Yes. Ragazzi, io non lo so se voi siete pronti, io non faccio vedere nemmeno la cosa perché non si possono fare. Però... No, Vale, no. E tè caldo, e tè freddo, perché comunque la mia festività. Non so se avete un bicchiere d'acqua davanti, fatemelo vedere. D'acqua. Guida, hai sentito l'intervista di Conte per post partita? No.
stavo aggiornando tutti La i dati e recuperiamo. vedendo... Negli ultimi 10-15 minuti c'erano patemi d'animo, ha detto proprio così. Ma che fa? Utilizza le frasi mie, il patenta? Vabbè, poi ne parliamo con Antonio Conte. Signori, e te Freddo, grazie mille per la vostra presenza, per la vostra compagnia. Mi Happy aiutate birthday, bro, happy birthday, happy birthday. Perché per te c'è tutta la giornata ancora. Happy Caro birthday. Valerio, c'è un'ampia La classe Ferrigna. su quello Happy che è stato birthday! nel senso che ci sono film dove per simulare che whisky mettevano il tè agli attori e ci sono attori che invece si arrabbiavano e volevano il vero C'era Clint Eastwood. Ma tra se non l'altro sbaglio, Jim Belushi in Animal House scola la bottiglia sul lui serio. invece era vero, d'altronde The era... best. È uscito, non so se l'hai visto, Tore, solo per pochi giorni, 3 giorni, il film di Jason Reitman sulla le 3 ore precedenti o la mezz'ora precedenti della prima puntata del Natural Light americano. Ah, Saturday Night Live. Recupera. Sì, al cinema è uscito per 3 giorni, credo che poi sarà per nelle piattaforme. Ovviamente può funzionare sia come film abbastanza virtuosistico, no? Tutti questi piani sequenza nelle dietro nei scabuzzini, le cose dietro le quinte eccetera, però per chi conosce storicamente quello che ha significato per la televisione e poi al cinema, perché tutte quelle persone là nascono i Blues Brothers praticamente. sì, è chiaro. Invito a recuperarlo. Scusate questa parentesi, ma il Napoli ha vinto con la Roma. Guido, non so se hai fatto notare questa, chiamiamola cosa scaramantica, che stasera De Laurentiis era in tribuna, tornato da Los Angeles, e le altre volte abbiamo sempre perso. No, io ricordo, fortunatamente non ero allo stadio perché un dolore forte fu che era morto Pino Daniele. Giustamente si fece come gesto di omaggio in un stampato stracolmo la filodiffusione, la canzone Napoli è prima di Napoli-Juventus, dove perdemmo una partita un po' strana, il famoso ci può stare di Benitez 1-3. Siccome era già successo una volta che fu messa, no, quando era ancora in vita il grande Pino Daniele, il Napoli aveva perso e queste cose ci crede, non ha più messo canzoni di Pino Daniele nel senso l'ultima canzone prima di iniziare la partita, perché poi ci sono a volte nella playlist e io ho detto chissà se De Laurentiis imporrà questo veto, però potrebbe non stasera era la nuova, regola era perché è un inedito e non è Napoli un inedito, esatto. Però che De Laurentiis è tornato da Los Angeles e noi abbiamo perso la prima volta, ci tenevo diciamo a dirlo. Sì, però poi insomma Napoli è la patria della scaramanzia, sapete che io ho la mia frase, non sono superstizioso perché porta sfortuna, quindi mi piace ridere invece su queste cose, però so non che è vero, hanno ma anche ci credo. sì, hanno anche lì una grande, poi soprattutto il popolo napoletano, un'ampia letteratura. Sul fatto di Napoli me lo ricordavo bene, perché tra l'altro fu un grande dolore personale quella partita, che non vi racconto per altre cose, cioè nulla di grave, non è che ha fatto... e poi famoso turbante di Chiellini, ve lo ricordate? Che si vedeva che era in fuorigioco, Benitez se ne uscì da gran signore, no, ma ci può stare. Signori, io vi abbraccio fortissimo, grazie a Fabio Versatile. Dopo ti mando il video dopo o più tardi dell'intervista, perché poi altrimenti non la trovi. Bravo. Non mi ho dimenticato. Posso dire una cosa? Vai, sul gruppo ho fissato una foto che ha postato mi pare Nicola. Volevo dire che sembravamo io e mio padre. Dopo la recupero, se no non lo possiamo capire. Un abbraccio Fabietto, un abbraccio Tore. La Londra è tutto. Alla grande, un abbraccione gigante, un abbraccio Vincenzone. Ciao Vincenzo. Ciao. A presto. E un Buon abbraccio compleanno, Valerio. Grazie, Spero che mio riuscirai a fratello trarre un estratto di quel video
che per me è molto importante. Non voglio dire nulla, perché se dicessi c'è la tutela lì, però ti dico questa cosa, quando ho visto, perché ho tagliato male per fare in fretta, cioè, sono dalle 9:30 alle 2:30, puoi immaginare quanto ho girato. Poi si vedrà, si capirà. No, c'è un momento dove una cosa esce fuori lì. Io ho sorriso perché è un momento bellissimo, quasi cinematografico da film. Ho detto, oggi vinciamo. È perché è in ascesa quel momento, capito? Un abbraccio a Guido Gentile. Un bacio gigante anche a te e a tutti gli amici della community. Non so se sono arrivati tutti i like che devono arrivare. Il pollicione non ha fatto effetto. No, perché era più presto, perché è domenica, però era più presto della serale. Adesso si cominciano a fare le live. Invece io volevo chiudere, anche perché magari vado a fare le cose mie con il tè caldo o il tè freddo. Vi abbraccio, abbiamo vinto. Domani analisi tattica, reaction, cose, non molliamo niente, non si può bollare. 700 sono pochi, aumenteranno, anzi raddoppieranno domani, perché molti se la recuperano domani, quindi io vi do il tempo di digerire e io ho il tempo di diventare un po' più grande. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Guido, dov'è? Sei lì. Prego, Guido. Comincia le danze. Dai. Allora, abbiamo finito. Grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo... Esatto, anche sta cosa del controller è andata bene, perché poi finisce 2-2, ma poi vinco ai rigori. Sarebbe finita 2-1 con Lukaku che ha segnato. Quindi va bene, dovete stare attenti al percorso.